Allora, intanto grazie a tutti di essere qua e volevo presentarvi intanto i nostri relatori che sono venuti qua. Qui abbiamo Maria Bortotto, Francesco Bortotto. Maria è ricercatrice, dottoressa di ricercatrice presso l'Università di Trento, Sì. che studia le interazioni, correggimi se sbaglio, tra le api e i pesticidi, giusto? Quasi, ci siamo vicini. Quasi. Francesco invece suo papà è un esperto apicoltore, un'azienda che si chiama Sinfiora biologica, e ci parlerà poi di quello che sono, diciamo, ha fatto un monitoraggio per quanto riguarda i pesticidi appunto nel mondo apistico, nell'apicoltura, e ci parlerà poi concretamente quali sono un po' gli effetti che hanno gli pesticidi sulle api. Poi qua abbiamo anche Matteo Villa, che è dell'Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, e ci darà uno sguardo di quello che è poi concretamente la situazione qua nel Veronese. Direi che possiamo partire quando sei, quando vuoi. Sì. Allora, io ti assisto qua se hai bisogno. Va bene, grazie. E allora intanto buonasera a tutti. Grazie mille di essere qui, grazie mille anche per l'introduzione. Appunto, come dicevamo, io sono una ricercatrice all'Università di Trento, mi sono occupata per gli anni passati di studiare l'interazione tra abilità cognitive, quindi quello che gli impollinatori sanno fare, in particolar modo i bombi, e i pesticidi all'Università di Torino durante il mio percorso di ricerca. Adesso io principalmente mi occupo all'Università di Trento di studiare l'effetto di fattori interni, come può essere il microbiota intestinale delle api, su comportamento, fisiologia, cognizione e cervello, giusto per darvi un inquadramento. Però oggi appunto mi è stato chiesto di parlare un po' di che cosa si sa per quanto riguarda l'effetto dei pesticidi appunto sulle api, quindi cercherò insomma di presentarvi lo stato dell'arte della ricerca che è stato fatto fino adesso. Ecco, io per me non c'è nessun problema se ci sono cose che non riesco a spiegare bene, avete domande mentre parlo, alzate la mano e ne parliamo. Bene, allora, innanzitutto inizio dicendo che quando c'è stata, diciamo, una persona, e questa persona è Rachel Carson, che per la prima volta ha capito che quando si combatte un insetto, quando si vuole eliminare un insetto, in realtà si modifica un intero ecosistema. E lei era una ricercatrice biologa, tra l'altro marina, statunitense, che per la prima volta ha denunciato gli effetti devastanti a livello ecosistemico del DDT negli Stati Uniti. Per questo è stata, tra l'altro, molto criticata, non soltanto chiaramente in quegli anni in quanto donna, ma anche come ricercatrice e come un po' spina nel fianco di tante, diciamo, multinazionali come la Monsanto, che invece non volevano che queste informazioni venissero divulgate. Eppure lei è stata praticamente la persona che ha iniziato la rivoluzione ambientalista agli anni 90. Okay. Ora entriamo un po' nel vivo, no, quando noi parliamo di effetti dei pesticidi sull'ambiente, generalmente le api, e con il termine api io intenderò per tutta la durata del mio intervento l'ape da miele, perché come forse sapete il termine api in realtà è un termine ombrello che in realtà include diverse specie. Ecco, l'ape da miele è da molto tempo utilizzato come ottimo bioindicatore, ma non solo, viene utilizzata anche appunto come modello animale nella scienza. Perché? La prima motivazione è che si tratta di un insetto che è distribuito più o meno a livello globale o che comunque è commercialmente accessibile praticamente a tutti. Si tratta di un insetto che ha capacità varie e particolarmente complesse, supportato da un sistema nervoso, cioè da un cervello,
che è accessibile sperimentalmente. E tutto questo fa sì che noi come ricercatori, come scienziati, riusciamo effettivamente a sottoporre alle api a paradigmi di addestramento e di test estremamente specifici. Come dicevo, negli ultimi anni, l'ape da miele si è fatta appunto, cioè è stata, sviluppata come, perfetto bioindicatore ambientale per valutare, per avere una fotografia più o meno, diretta rispetto a quello che è lo stato del territorio in cui vive. Ora, come vi dicevo, io nel corso dei miei studi ho, studiato, cioè fatto esperimenti e, studiato che cosa sanno fare le api. E quindi volevo leggermente presentarvele, perché tutti noi sappiamo che sono degli impollinatori, che vanno sui fiori e raccolgono polline e il nettare, però, i più insomma non sanno che in realtà sono estremamente intelligenti. Quindi nel corso di moltissimi anni, i ricercatori hanno ad esempio scoperto che le api hanno una visione tricromatica. Questo per voi sembrerà banale, però dovete immaginarvi che all'inizio del Novecento questa cosa, l'avere una visione a colori, in realtà si pensava fosse una sola prerogativa dei vertebrati, e neanche di tutti i vertebrati, cioè di uomo e scimmie, forse il cane. Dopodiché si è scoperto che ad esempio le api sanno, riconoscere diverse forme geometriche, come pure diversi pattern, visivi sulla base per esempio di caratteristiche molto, peculiari, tra cui la simmetria bilaterale. Sono chiaramente in grado di, imparare, riconoscere e discriminare tra tantissimi odori diversi. Pensate che la loro capacità, si rifà addirittura a poche catene carboniche, cioè 2 odori che sono diversi per poche catene carboniche vengono effettivamente percepite come diverse dalle api, quando per esempio per noi sarebbero praticamente indistinguibili. Chiaramente hanno un sistema di navigazione, si sanno orientare in maniera estremamente efficace e soprattutto sanno comunicare la posizione di una fonte di cibo in maniera molto complessa, se pensiamo che appunto sono degli insetti, alle loro compagne. Hanno anche delle rudimentali abilità numeriche. Non so se lo sapevate, in questo esperimento molto, molto carino in realtà, praticamente, i ricercatori cosa hanno fatto? Vedete la mia freccia? Sì. Hanno installato queste grosse tende in questo campo e hanno, messo un alimentatore con dell'acqua e zucchero sempre tra la terza e la quarta tenda. Hanno fatto diverse prove spostando le tende, eccetera, eccetera, e hanno scoperto che una percentuale di api, contava il numero di tende da, diciamo attraversare, sì, diciamo attraversare per trovare l'alimentatore corretto. Siccome gli scienziati sono generalmente delle persone estremamente, caratteristiche, diciamo, ci piace anche chiederci delle cose che non sono prettamente ecologiche, e quindi, per esempio, in quest'altro esperimento hanno scoperto che le api addirittura distinguono tra diversi stili pittorici. In particolar modo, in questo caso, era quello di Monet e quello di Picasso, e non da ultimo sembrerebbero anche in grado di discriminare volti umani. Quindi se voi avete delle api e vi siete mai chiesti: "Mi riconoscono?" È molto probabile che sì, lo sappiano fare. Ecco, quindi questa carrellata insomma un po' breve, di abilità proprio per, convincervi che le api non sono macchine guidate da riflessi, ma sono estremamente complesse, e questo range di comportamenti è guidato da 2 capisaldi, diciamo, cognitivi, che sono l'abilità di apprendere e l'abilità di memorizzare quanto appreso per poi utilizzare questa informazione in futuro. Ma come fanno? Ora, chiaramente è una domanda un po' retorica, ci riescono perché hanno un substrato neurale, cioè un cervello efficace ed efficiente. Ora, prima di quanti di voi hanno mai visto un cervello d'ape? Bene. Ottimo, a volte neanche gli apicoltori. Ecco, prima un po' di spiegarvi com'è fatto, di solito questa è la domanda che faccio, ovvero qualcuno sa o vuole provare a indovinare quanti neuroni abbiamo noi? Qualche milione forse.
Allora, di solito c'è sempre qualche signora che dal pubblico alza la mano e dice: mio marito ne ha uno. Di solito. Molto bene nonostante sia molto piccolo. Perché, e questo non lo dico io, lo dice... Vai pure. Fai tu. Sì. Lo dicono tanti studi in realtà. Quello che è importante è il tipo di connessioni che noi abbiamo nel cervello. Piuttosto che averne tante, è molto meglio in alcuni casi averne poche, o comunque averne poche, ma che funzionano molto meglio. Quindi in realtà le abilità di apprendimento e memoria si trovano anche in Cernobitida elegans, per dire, anche nelle planarie, e sono in grado di imparare, di associare ad esempio il cibo a un determinato stimolo, e questa abilità di associazione, stimolo, cibo, ad esempio colore, cibo, è una delle abilità fondamentali. Cioè, senza l'apprendimento e senza la memoria, un animale, per quanto semplice e meno evoluto possa essere, non può sopravvivere nell'ambiente, perché ha bisogno di imparare che cosa è buono, che cosa dà cibo, ma soprattutto che cosa non dà cibo. E deve tenere in memoria queste informazioni, non può permettersi di costantemente imparare. Esatto, resettare. E perché quindi i cervelli grandi? Faccio una piccola digressione. Perché? Questo è un grande dibattito a livello scientifico, cioè perché abbiamo evoluto dei cervelli grandi. Chiaramente nel nostro caso il cervello grande ci serve perché noi abbiamo il linguaggio, che è una cosa estremamente sviluppata nella nostra specie, e c'è anche un'altra scuola di pensiero che pensa che il cervello grande si sia evoluto per garantire maggior magazzino di memoria. Quindi è vero che bisogna imparare, però chiaramente quello che le informazioni che un'ape può trattenere in memoria sono molto più limitate rispetto a quelle che noi possiamo trattenere in memoria. Quindi un cervello grande serve anche per memorizzare molte più cose. In grossi mammiferi, ad esempio, un cervello grande serve anche per il controllo della motilità fine. Quindi c'è tantissima parte del cervello che è adibito al controllo motorio. Ok? Ho risposto. Era una domanda difficile. Allora, quindi, tornando al cervello delle api, dicevo, abbiamo queste due sfere frontali che sono i lobi olfattivi. I lobi olfattivi sono i primi centri di processamento dell'informazione olfattiva, quindi tutto quello che arriva dalle antenne, ok? Poi abbiamo questa parte, diciamo, inferiore, che è il ganglio subesofageo, dove praticamente viene processato il gusto. E da ultimi, ma non meno importanti, ci sono queste strutture che hanno una forma un po' strana e che si chiamano corpi fungiformi. Queste strutture sono estremamente importanti perché dovete pensare che lì arriva praticamente tutte le informazioni sensoriali, quindi visive, olfattive e gustative, arrivano lì, vengono integrate e permettono all'animale di rispondere in maniera multisensoriale. Per farvi un esempio, l'ape quando esce a foraggiare e trova un fiore che dà nettare, deve processare tante informazioni di questo fiore. Deve processarne il colore, quindi deve imparare il colore, deve imparare che ha un particolare odore e che il nettare ha un particolare gusto. Deve integrare tutte queste informazioni e la parte di cervello che permette di farlo sono appunto i corpi fungiformi. Ora, come funziona però questo cervello? Chiaramente attraverso dei meccanismi chimici ed elettrici poi. Funziona attraverso dei neurotrasmettitori che, lo ricordo, sono delle sostanze chimiche che vengono rilasciate da un neurone presinaptico e si legano praticamente alle strutture del neurone postsinaptico. E alcuni neurotrasmettitori principali nel cervello delle api sono ad esempio l'acetilcolina, la dopamina, l'octopamina, il GABA e il glutammato. Dopodiché ci sono anche i cosiddetti neuromodulatori, che praticamente sono queste sostanze che invece praticamente di stimolare singolarmente il neurone, stimolano, diciamo, il cervello in maniera molto più diffusa, in maniera prolungata, e quindi
Abbiamo ad esempio la serotonina, ancora la dopamina, perché alcuni neurotrasmettitori possono essere neuromodulatori, e l'octopamina. Ops, ho spoilerato. Ora, sono sicura che alcuni di questi nomi voi li conoscete, ok? E perché li conosciamo bene? Perché queste sostanze si trovano anche nel cervello dell'uomo, ok? Tenetelo a mente. Questo io lo dico sempre, benché i cervelli, il nostro cervello, quello delle api e degli altri insetti, sia estremamente diverso, i meccanismi alla base del funzionamento sono praticamente gli stessi. Perché? Perché dal punto di vista evolutivo, quando diciamo l'evoluzione trova dei meccanismi che funzionano, li spalma su tutte le specie, ok? Ecco. Adesso entriamo un po' nel vivo. Io vi ho spiegato appunto il cervello delle api, come funziona, ci sono i vari meccanismi, perché ci interessa? Perché oggi noi qua stiamo a parlare di pesticidi e alcune di queste sostanze hanno una modalità d'azione che viene definita neurotossica. Cosa significa? Che vanno a modificare e impattare il corretto funzionamento del cervello. Ora io vi presento alcuni meccanismi d'azione di questi pesticidi. Non ho la pretesa né la conoscenza di spiegarveli tutti. Allora, questa è l'unica slide forse un po' più tecnica che vi presento e mi scuso, però devo farlo. Allora, ci sono ad esempio alcune di queste sostanze che vengono definiti agonisti dei recettori nicotinici dell'acetilcolina. Ok? Queste sostanze, che sono ad esempio i famosi neonicotinoidi, sono sostanze che si legano a questi particolari recettori, che appunto si chiamano recettori nicotinici, praticamente al posto dell'acetilcolina. Ok? Tuttavia non vengono degradati, cioè non si degradano, cioè non si tolgono, ok? Quindi nel momento in cui si legano ai recettori continuano a stimolare il neurone oltre una normale soglia di attività, un po' come se fosse una sorta di crisi epilettica, se mi passate il paragone. Quindi questa eccessiva eccitazione nervosa che succede causa paralisi, disfunzioni motorie, tremori, eccetera. Dopodiché abbiamo altre sostanze che, come alcuni insetticidi, vengono definiti inibitori del complesso mitocondriale 1. In questo caso agiscono a livello dei mitocondri facendo produrre moltissimi radicali liberi e creando all'interno della cellula il cosiddetto stress ossidativo, quindi la cellula fondamentalmente muore. Ok? E dopodiché abbiamo gli inibitori dell'enzima acetilcolinesterase come gli organofosfati. Ora, l'acetilcolinesterase è questo enzima che degrada l'acetilcolina, okay? Cioè fa pulizia dell'acetilcolina. Queste sostanze, come gli organofosfati, inibiscono, cioè impediscono all'acetilcolinesterasi di fare il suo lavoro. Cosa significa? Ancora una volta che l'acetilcolina non viene degradata, rimane lì, ok? A stimolare ancora una volta, oltre una normale soglia di attivazione, questo neurone, no? E quindi ancora una volta abbiamo paralisi, spasmi, morte. Ora, dal momento che vi ho raccontato, insomma, che i cervelli bene o male funzionano nello stesso modo, bisogna anche rendersi conto che questi meccanismi d'azione non sono specifici per gli insetti, ok? Perché agiscono a livello di enzimi, ok, piuttosto che di neurotrasmettitori che anche noi abbiamo nel nostro cervello e perciò purtroppo è stato scoperto che queste sostanze hanno effetti letali e subletali anche nell'uomo. Quindi abbiamo effetti letali da esposizione cosiddetta acuta, abbiamo effetti subletali da esposizione cronica, significa che una persona che viene esposta tutta la vita a microdosi di queste sostanze potrebbe sviluppare per esempio disturbi di memoria, per dire. Danno danni neurologici, oltre che sono estremamente dannosi a livello di neurosviluppo. Purtroppo sappiamo molto bene che hanno un impatto addirittura a livello di sperma, modificando l'RNA messaggero e poi inducendo
possibili problematiche del neurosviluppo nel feto e quindi nel bambino. Ecco, ora io vi volevo un po' spiegare, raccontare quali sono i principali effetti che invece sono stati osservati appunto nelle api. E gli effetti di queste sostanze non riguardano solo il comportamento dell'ape, ma riguardano anche la fisiologia, riguardano il cervello e riguardano le loro abilità cognitive. Quindi noi sappiamo che ad esempio queste sostanze hanno degli effetti estremamente negativi sulle abilità delle api di apprendere e memorizzare. Quindi api che sono sottoposte a queste sostanze che, badate bene, non le uccidono subito, perché il dosaggio viene definito appunto subletale, però sono api che non imparano gli odori, non imparano i colori, oppure se li imparano non riescono a tenerli a memoria per lungo tempo, oppure li imparano ma poi fanno anche tantissima confusione, quindi confondono un colore per un altro, un odore per un altro. Chiaramente non imparando niente, non imparano solo le cose positive, non imparano nemmeno quali sono i pericoli e quindi a evitare gli stimoli cosiddetti avversivi. I pesticidi per qualche tempo si è creduto fossero dei repellenti, non lo sono, e hanno degli impatti negativi a livello dei cosiddetti recettori olfattivi, quindi a livello di antenne, cioè della capacità dell'ape di sentire gli odori, ad esempio, e aumentano la cosiddetta soglia gustativa. Cosa significa? Che le api sottoposte a queste sostanze necessitano che per esempio il nettare sia molto, molto, molto più zuccherino perché venga percepito come tale. Un po' come, chi di noi per esempio ha avuto il Covid e ha perso il gusto, a un certo punto, ad esempio mi ricordo mia madre mi diceva: "Sento molto meno i gusti". Per me un caffè era estremamente dolce, per lei invece sentiva appena lo zucchero. Ecco, più o meno la stessa cosa lo fanno i pesticidi. Okay? Quindi dovete pensare che hanno degli effetti a livello di foraggiamento, okay? Purtroppo sono sostanze che impattano anche la capacità delle api di orientarsi. Quindi, sono sostanze che, ripetiamo, magari non uccidono immediatamente l'animale, perché l'animale ci viene a contatto a dosi veramente minime, e però è un animale che poi si perde nell'ambiente. E quindi perché gli alveari si spopolano e non troviamo le api morte davanti? Perché molto probabilmente queste foraggiatrici sono morte nell'ambiente esterno, a metri o qualche chilometro al di fuori e a distanza di qualche giorno dall'avvenuto trattamento. Hanno un impatto anche a livello di comunicazione diretta, significa che queste api esposte a questi pesticidi non riescono a comunicare efficacemente alle compagne dove si trovi la fonte di cibo. A livello un po' più di foraggiamento, appunto, possono causare dei deficit nutrizionali, quindi fame a livello sia individuale che a livello di colonia, e possono indurre hanno effetti anche a livello di termoregolazione, quindi inducono ipotermia o hanno effetti sulle capacità di questi insetti di generare o quindi di generare calore o di disperdere calore. Ora qualcuno si ricorda il sonno. Questa cosa la dico sempre perché, ho visto che insomma interessa abbastanza. Allora, hanno degli effetti anche a livello fisiologico, okay, e l'esempio che di solito porto è il sonno. Allora, anche le api dormono, okay, perché? Perché come altre piante, cioè altri animali e le piante hanno un ritmo circadiano, quindi un orologio biologico che gli dice: per quello che devi fare nell'ambiente esterno sarebbe meglio stare sveglio durante il giorno, essere più attivo durante il giorno e dormire invece durante la notte, okay? Questo è un esempio di un'ape che dorme. Allora nella figura B vedete un'ape sveglia, ve lo dico io. Nella figura C l'ape è in un sonno leggero, e lo capiamo perché le antenne sono a 90 gradi rispetto allo scalpo, e nella figura D invece sta proprio dormendo. Ancora una volta vediamo le antenne completamente rilassate e anche l'addome completamente appoggiato al telaio. Ecco, in realtà, 2 studi estremamente del 2020
hanno investigato l'effetto di alcune sostanze appunto sul sonno delle api, e in questo primo studio è stato somministrato il glifosate a diversi dosaggi e hanno scoperto che un dosaggio, il dosaggio più alto causava un sonno molto più profondo, cioè le api trattate dormivano molto di più. Perché? E diciamo l'ipotesi dei ricercatori è che il glifosate inducesse uno stress metabolico tale per cui l'ape avesse bisogno di dormire di più per tentare di riequilibrare il suo metabolismo. Se mi permettete un paragone veramente barbaro, è un po' come quando noi abbiamo il raffreddore o stiamo male, abbiamo l'influenza, cosa facciamo tutti? Si dorme, perché il nostro sistema ha bisogno di riprendersi, ok? In quest'altro studio, sempre del 2020, estremamente interessante, invece hanno investigato l'effetto di 2 neonicotinoidi, il tiametoxano e il clothianidin, e hanno scoperto che le api trattate, ancora una volta lo ripeto, sono effetti subletali, quindi i dosaggi sono minimi, iniziavano a muoversi, ok, 3 ore in ritardo rispetto alle api che non erano trattate. Questo ci dice che le api che vengono a contatto con queste sostanze praticamente non si allineano nemmeno più ai ritmi naturali, cioè sono api che potenzialmente iniziano a foraggiare 3 ore dopo. Questo che cosa comporta? Ve lo dico io. Un ritardo di 3 ore nel ritmo circadiano si traduce in un errore di 15 gradi nella danza. Quindi queste api non soltanto escono e iniziano a lavorare 3 ore in ritardo, ma soprattutto comunicano le posizioni delle fonti di cibo in maniera totalmente sbagliata alle compagne. Io vi ho parlato di pesticidi, però chiaramente purtroppo dobbiamo anche far fronte alle cosiddette nuove emergenze, quindi non dimentichiamoci che oltre ai pesticidi questi insetti, ma anche noi, siamo sottoposti per esempio alle microplastiche. In questo studio del 2024 le api sono state sottoposte appunto a microplastiche ed è stato trovato un bioaccumulo nel cervello indicato dalle frecce bianche nei lobi ottici, quindi queste sostanze a distanza di qualche giorno erano accumulate in questa parte di cervello. E dopodiché abbiamo i PFAS, che vengono appunto definiti inquinanti eterni. Perché? Perché sono sostanze caratterizzate da questo legame carbonio-oro che è praticamente indissolubile, non è possibile spezzarlo, e che quindi inducono bioaccumulo non soltanto negli insetti, anche purtroppo nel nostro organismo, e sono cancerogeni ed interferenti endocrini. In questo studio molto recente hanno visto che ad esempio nelle api sottoposte a acido perfluorotanoico era un bioaccumulo a livello di intestino, che potete vedere, c'è una rappresentazione, quella roba lì è l'intestino, e questo faceva sì che creasse totale disbiosi, cioè le api non erano più in grado di digerire in maniera efficace per esempio polline, nettare, enzimi vari. Ora, io finisco sempre un po' con Rita Levi Montalcini, perché dopo tutta questa un po' negatività, io appunto sono una ricercatrice e devo dire che la ricerca è estremamente importante in questo, e che la ricerca dovrebbe essere intesa come strumento di conoscenza e non come oggetto di competizione o potere. Purtroppo questa è una situazione che spesso e volentieri caratterizza alcune multinazionali o comunque aziende private. Tuttavia, come ricercatore mi sento anche di dire che cerchiamo di batterci e di stare un po' al passo con sostanze che vengono rilasciate appunto nel mercato a frequenze veramente molto alte. Ci proviamo, e un modo anche diciamo è fare questo tipo di incontri qua, no? Cioè cercare di divulgare come ricercatori siamo tenuti e vogliamo farlo, quindi grazie. Ecco, mi permetterete gli ultimi proprio 2 minuti per spiegarvi ho finito. Ho finito. Però mi permetterete ce li ho 2 minuti? Sì. Per spiegarvi il perché del mio titolo, okay, che era, se vi ricordate, La lunga marcia.
Tra l'altro questa è un'immagine che ho creato con l'intelligenza artificiale. Allora, per questo titolo io mi sono presa una licenza, cioè non è che una licenza, ho proprio plagiato un libro che è di Stephen King, si chiama proprio La lunga marcia. Non so se qualcuno l'ha mai letto, e ve lo consiglio, è forse il mio libro preferito. E se mi consentite, con sicuramente una dizione e una capacità di lettura che è terrificante, e mi scuso, vorrei leggervi un piccolo estratto di questo libro, perché ho cercato di fare un paragone, cioè nel momento in cui ho scelto il titolo ho cercato di fare un paragone tra questo libro e la situazione in cui siamo oggi. Allora, vi racconto un po' la storia. È un libro ambientato in una realtà distopica, in cui, chiaramente in America, perché solo lì succedono queste cose, in cui ogni anno 100 ragazzi volontari partecipano a una gara che viene chiamata la lunga marcia. Questa gara però è una gara che non ha un inizio ma non ha una fine, nel senso che finisce solo e soltanto quando rimane solo un ragazzo. Potete ben immaginare che durante questa gara chi non riesce a stare al passo di marcia viene ammonito 3 volte e alla terza volta viene eliminato. Nel vero senso della parola, viene ucciso. Ok. Allora, vi leggo un piccolo estratto, ok? Ci sono questi ragazzi che stanno camminando, il protagonista si chiama Garrati, giusto per darvi. Poi circolò un'altra voce, e questa volta diceva che un certo Curley, il numero 7, aveva un crampo ed era stato ammonito una volta. Garrati accelerò il passo e raggiunse McBride e Olson. Dov'è? Chiese. Olson indicò con il pollice un magrolino dinoccolato in blue jeans. Curley aveva tentato di farsi crescere le basette, ma con scarso risultato. La faccia era scarna, era tesa, concentrata e lo sguardo fisso sulla gamba destra. Stava perdendo terreno e se ne rendeva conto. Ammonizione, ammonizione, 7. Curley si sforzò di accelerare. Assimava un poco, tanto per la paura quanto per la fatica, pensò Garrati. Garrati perse la nozione del tempo. Dimentico di tutto, la sua attenzione era concentrata soltanto su Curley. Lo guardava lottare, rendendosi vagamente conto che fra un'ora o un giorno avrebbe potuto trovarsi anche lui nelle stesse condizioni. Era la cosa più affascinante che avesse mai visto. Curley perdeva lentamente terreno, sempre di più, e molti altri furono ammoniti prima che il gruppo si rendesse conto che tutti avevano regolato il passo su quello di Curley, tanto ne erano affascinati. E questo significava che Curley era allo stremo. Ammonizione! Ammonizione 7, terza ammonizione 7. Ho un crampo! Gridò Curley con voce roca. Non è leale se uno ha un crampo. Camminava vicino a Garrati adesso. Garrati poteva vedere il pomo da Curley andare su e giù. Curley si massaggiava freneticamente la gamba e Garrati sentiva odor di panico emanare a ondate da lui, ed era lo stesso odore che ha un limone maturo appena tagliato. Garrati accelerò il passo e un attimo dopo Curley esclamò: «Grazie a Dio, comincia a sciogliersi». Nessuno fece commenti. Garrati provò un riluttante senso di delusione. Era meschino e antisportivo, lo capiva, ma voleva che qualcuno ricevesse il congedo di lui. Chi vuole essere eliminato per primo? Ecco. Vi lascio con questa frase a effetto amletica. Grazie. Ci sono delle domande? Se no andiamo avanti, magari vengono dopo. Sì, esatto. Allora, questo. Aspetta che controllo se in teoria questo continua ancora. Ti lascio il posto. Francesco, è la tua.
Io prendo. Bene, buonasera a tutti, grazie della vostra attenzione e vi ringrazio ancora di più per la vostra pazienza alla fine. Io non faccio il ricercatore, non posso avere neanche la pretesa di avere la capacità di dialettica di Maria, per cui vi chiedo di portare pazienza. Faccio il mestiere di apicoltore, per cui sono venuto a contatto con le api da piccolo, sono cresciute insieme a me, io sono cresciuto insieme a loro, per dire la verità, e nel tempo abbiamo affinato alcune difficoltà in questo allevamento. Le api sono bombardate da tutta una serie di problemi e criticità che negli anni si sono acuite. Non sono solo i pesticidi, il cambio climatico, l'evoluzione di virus, l'evoluzione delle malattie, le tecniche che noi applichiamo, le tecniche stressanti alle volte che noi applichiamo nell'allevamento. Non dimentichiamo, l'ape è un animale da reddito, altrimenti non avrebbe nessun senso allevarla, non sarebbe allevata. Le api, i bombi, le osmie e gli insetti pronubi e gli insetti che utilizzati nelle serre per i lanci contro altri predatori sono animali da reddito, e per quello che sono conosciuti, cioè servono per produrre reddito. Nel nostro caso le api servono per produrre miele e tutta una serie di prodotti che conosciamo perfettamente. Maria vi ha illustrato alcune molecole di pesticidi, chiamiamoli col loro nome, anche se tendenzialmente le modalità comuni sarebbe chiamarli fitofarmaci, presidi. Sì. Puoi avvicinarti un po' al microfono? Oh no, dai, sì, scusa. Devo ripetere qualcosa? No. Sì. Nel pensare comune, nel dialogare comune, nelle presentazioni comuni, i pesticidi sono trasformati in presidi per la cura delle piante, fitofarmaci, tutte belle parole che comunque tentano di nascondere l'effetto che è la loro spiccata funzione, quello di ammazzare e dare una soluzione alle criticità che sono nell'agricoltura e negli avvelenamenti. Certo, bisogna essere obiettivi, non possiamo vivere senza avere la pretesa di alimentarci, di curarci senza le molecole chimiche, però siamo arrivati a alcuni paradossi nei quali, nel mio campo, adesso entro nel mio campo, l'agricoltura non riesce a stare in piedi senza presidi sanitari, senza pesticidi. Questa è un'aberrazione alla quale siamo arrivati nel tempo. A volte si dice smettiamo, non vogliamo più utilizzare pesticidi, eliminiamo i pesticidi. È una cosa praticamente impossibile. Non mangeremo più, non avremo produzioni sopra la tavola, non avremo la possibilità economica di comprare quelle poche derrate che arrivano dai campi senza pesticidi, perché costerebbero l'ira di Dio. E qui cominciamo. La Maria vi ha illustrato alcune molecole. Le ultime analisi che ho fatto io su 2 lotti di cera, analisi aziendali, lavorano su ricerca di 660 molecole. Questo è un dato numerico che mi è arrivato l'altro giorno con le analisi, per cui la quantità di molecole con le quali noi siamo a contatto, ma in questa trattazione sono a contatto le api, sono molteplici. Sono state studiate alcune molecole, ma non sono state studiate tutte. Sono state studiate le molecole in effetti attive, cioè la molecola di pesticida all'interno di una preparazione, di una soluzione di fitofarmaco, ma se leggete bene, in una soluzione di fitofarmaco è presentato col nome X, dei quali il principio attivo 10 grammi, il restante quanto basta, emulsionanti, adesivanti, tutta una serie di costruttori di questo liquido, dei quali non sappiamo assolutamente niente. Non sappiamo come si combinano, che effetto hanno sull'ambiente, che effetto hanno su di noi, per cui l'argomento è molto complesso. Siamo arrivati a fare questa ricerca non per merito o per richiesta degli apicoltori, bensì, guardate un po', per richiesta di Confagricoltura. Confagricoltura ha detto, abbiamo il Montello, è una bella zona, il direttore di allora, so che è buono per le api, produciamo del miele, facciamo una
una ricerca di come stanno le api sul Montello, per cui siamo partiti con questa idea di capire in una zona vocata per la produzione di miele. Il Montello richiama praticamente dai 15 ai 20 mila alveari ogni anno nei tempi d'oro, adesso ormai non più perché le mortalità sono spaventose, per una produzione lorda vendibile dai 4 ai 5 milioni di euro di miele, per cui è una zona vocata per la produzione apistica, è una zona interessante per le api e per gli apicoltori, di conseguenza anche Confagricoltura si è interessata. Quando ha visto i risultati si è praticamente defilata, perché è quello che non si aspettava. E con questo andiamo avanti. Va bene, questo ve l'ho spiegato. Le finalità erano di capire che tipo e che possibilità di sopravvivenza potessero avere le api all'interno di questo ambiente. Già manifestate da anni criticità nel portare avanti l'attività o la vita degli alveari, che sia più o meno produttiva, ma che comunque fosse presente all'interno di questo territorio. Se sto andando troppo veloce o vi sto annoiando, vi rinnovo la richiesta di fermarmi. A grandi linee questi sono i soggetti coinvolti, dalla Confagricoltura all'Unione Nazionale Associazioni Apistiche, l'ULSS, il settore veterinario della mia ULSS, del settore veterinario dell'ULSS 2, della Marca Trevigiana, l'associazione regionale, la cantina sociale. Sono entrati subito interessati a queste cose qui, quelli segnati in rosso sono i partecipanti, gli attori focalizzanti e importanti del progetto. Il consorzio del Bosco Montello, il DOCG Asolo Prosecco, la Scuola Enologica dei Cerletti sono entrati dopo e con un interesse abbastanza relativo. Vabbè, la zona dove siamo è questa qui, la vedete, la zona del Montello. Questi sono i 5 monitoraggi presenti, i 2 più centrali sono quelli sul Montello. Vedete questa collina boscata di 60 km quadrati, di quali 30 sono praticamente di bosco di acche di castagno. All'estrema destra vedete il monitoraggio dell'Istituto Enologico del Cerletti. I 2 a sinistra sono colline di Asolo, dove comunque insiste sempre la coltivazione del prosecco, si chiama Asolo Prosecco per questo motivo qua. Gli impianti di monitoraggio ne avevamo 5, di cui 2 chiamiamoli, adesso va di moda 4 o 5.0, cioè un po' tecnologici, anche se poi la tecnologia in questo caso non ci ha aiutato molto. Che li accomuna tutti, è il prelievo, le modalità di prelievo delle matrici da analizzare, che sono esattamente queste. Le matrici che abbiamo analizzato sono il polline tal quale, cioè il polline che entra portato dall'ape nell'alveare e che l'ape spazzola. C'è un evidenziatore, un cerchio evidenziato che vi fa vedere come l'ape, pelosa di sua natura e caricata elettrostaticamente, riesca a trarre il polline quando si strofina con le antere dei fiori, lo accumula mescolandolo col nettare ugualmente raccolto dal fiore nelle classiche pallottoline che voi conoscete. Le api portano questo polline che viene intercettato con delle griglie particolari all'entrata dell'alveare. Quello è il polline che entra senza interferenza della famiglia, cioè quello è il polline sul quale ricerchiamo, e abbiamo ricercato per la maggior parte, le evidenze residuali dall'esterno. Non è stato modificato in nessuna maniera, perché il polline è fresco, deve ancora cominciare quella fermentazione lattica che serve per trasformare la sua matrice e renderla più conservabile. Nella slide centrale vedete il polline come è accumulato nei favi. Nel gergo apistico è il pane d'api, non ha niente a che fare col pane, però è una maniera di dire questa sostanza è come il pane, è una sostanza molto importante e fondamentale per l'alveare. Le api lo stipano all'interno di queste celle, lo comprimono, il polline avvia una fermentazione sua. Fondamentalmente, se avete un po' di conoscenza dell'agricoltura, degli allevamenti del bestiame, lo insilano, fanno dell'insilato di polline, per capirsi, e con questo lo conservano anche per anni all'interno del favo.
Nel momento dell'insilamento di questa sostanza, di questa matrice nutritiva, il polline subisce, i residui che contiene subiscono delle modificazioni, più o meno marcate, a seconda della flora batterica e fungina che sia all'interno del polline, perché le api insieme col polline portano a casa spore, fungine e batteri, nonché altri microrganismi che la mia limitata conoscenza scientifica non mi permette di dirvi quali sono, che servono a costruire il bioma intestinale prima delle larve e poi delle api adulte. Capite bene, e qui faccio un inciso, che più interventi chimici ci sono all'interno di queste sostanze, più il bioma viene modificato. Il bioma, lo sappiamo ormai tutti, è sulla bocca di tutti, è fondamentale per il buon funzionamento dell'organismo. L'altra matrice, ecco, la matrice pane d'api è interessante, anche se non riusciremo, come vediamo, a trovare tutti i pesticidi che ci aspettavamo corrispondenti al polline fresco. È interessante perché è un magazzino dalle quali le api attingono continuamente 365 giorni all'anno. Anche quando sono in letargo, quando sono in glome, le api mangiano e hanno bisogno sia del miele di scorta sia del polline di scorta. Per cui le api, mangiando questa matrice, assumono anche gli eventuali sgraditi componenti che essa contiene tutto il periodo dell'anno. Il miele, perché ci interessava sapere se il prodotto era una cosa di in piena sicurezza o meno. Queste sono le 3 matrici fondamentali che abbiamo raccolto. Secondariamente abbiamo fatto le analisi sulla pappa reale, perché avevamo problemi nel 2019 a levare le resine. Le resine sono nutrite, le larve sono nutrite fondamentalmente a pappa reale. La pappa reale è un'elaborazione delle ghiandole ipofaringee, chiamiamola una saliva, che le api producono per nutrire le larve destinate a diventare regine. Capite bene che quando una larva di proporzioni infinitesimali deve nutrirsi con quantità infinitesimali di pappa reale, anche le quantità infinitesimali inquinati vanno a inquinarmi e a non è la parola, bloccato. A modificare e a rendere critico l'azione, la crescita della larva. Poi abbiamo analizzato sia la cera che i propoli. Va bene, cerco di volare. Questa è la quantità di analisi che abbiamo fatto in 5 anni, 233 le analizzate dell'Unione Nazionale Apicoltori e anche l'associazione regionale, 35 analisi le ha fatte l'ULSS Marca Trevigiana. Poi è sopravvenuto il Covid e in primis avevano visto che le cose non andavano bene, per cui si sono pilatizzati, si sono lavati le mani e si sono defilati. Meno male che è arrivato il Covid, spariti. Lo spettro di ricerca è stato questo. Le capacità analitiche delle attrezzature di laboratorio vanno evolvendo giorno per giorno. Noi abbiamo cominciato con 130 molecole i primi 3 anni, poi siamo passati a 430. Se dovessimo farlo adesso arriveremo a 600-700 molecole ricercate, che non sono assolutamente tutte. Fondamentalmente abbiamo trovato grosse quantità di pesticidi all'interno del polline fresco, una parte interessante nel pane d'api. Il miele non ha presentato in questa prova risultati apprezzabili, che vuol dire che non è che non c'è qualcosa, le tracce ci sono, però non sono quantificabili e apprezzabili. Allora, i campionamenti li saltiamo, vi ho spiegato come li abbiamo fatti. L'unica cosa da specificare, da fare un inciso, è che il polline è stato raccolto 2 volte alla settimana, per cui è stato raccolto il polline di tutte le, non mi ricordo, 14 settimane che è durata la prova di monitoraggio e la raccolta dei campioni, per cui quando siamo partiti a metà maggio, posiamo una data, adesso non mi ricordo di preciso, siamo partiti abbiamo continuato per 14 settimane e abbiamo analizzato quello che le api hanno raccolto giorno per giorno. È diverso da altre prove che vengono fatte nelle quali vengono analizzati i campioni di un mese. L'ULSS, per esempio, ha voluto fare un mix dei campioni raccolti e fare una campionata solo di un mese.
capite bene che non è così che si fa, perché se in una settimana io ho una rilevanza molto grande e le altre settimane no, se diluisco questi campioni, le risultanze non mi propongono una capacità di misurazione di quello che succede. Noi abbiamo fatto così, è per quello che è costata una valanga di soldi questa prova. Vabbè, una carrellata per quello che possiamo dedurre da internet, dai dati ufficiali. L'Italia consuma 122.000 tonnellate di pesticidi all'anno, siamo in calo, ma le molecole aumentano. Un mio amico l'altro giorno ha 15 ettari di terreno, 5-6 ettari di melo, 1 ettaro di patate, 2,5 ettari di prosecco, qualcosa di seminativo, è esterrefatto anche lui. Ha detto: non ne posso più di questa agricoltura che mi costringe quest'anno ad operare 100 e più di 100 etichette di prodotti nella mia terra. Allora, 100 etichette di prodotti utilizzati in un'azienda agricola di infime dimensioni ci danno l'idea di cosa l'agricoltura consuma di pesticidi. In Italia, l'Italia è il secondo paese per utilizzo di pesticidi in Europa, è il sesto utilizzatore mondiale per unità di superficie, cioè per superficie coltivata siamo i sesti. È il secondo paese produttore e esportatore di pesticidi vietati in Comunità Europea verso paesi extra UE. Dopo noi andiamo a mangiare le banane, il mango, l'avocado, tutta roba che arriva dal Sud America o dall'Africa, dove la normativa è molto più lassa, e noi produciamo questi prodotti. Il primo produttore è la Germania, perché certamente la Bayer e la BASF sono da lì, il secondo produttore siamo noi, le mandiamo all'estero, poi se le torniamo a mangiare con gli accordi del Mercosur, tanto per dirne una, per cui ci sono tutte cose concatenate. Il 14% dei pesticidi dell'Unione Europea dell'Europa li consumiamo noi, però il dato è sulla superficie agricola utilizzata. La superficie agricola utilizzata è comprensiva del bio, è comprensiva dell'incolto, è comprensiva del green, è comprensiva dei prati, è comprensiva dei pascoli. Nella superficie utilizzata, il Veneto, che ha, che ne so, il 40% di pascoli alpini, sono superficie agricola utilizzata. Se il Veneto consuma 100, è diviso tutta la superficie utilizzata. Però se noi andiamo a focalizzare dove in effetti è utilizzata, abbiamo i dati terrificanti che li vediamo alla prossima slide. Vabbè, abbiamo l'inquinamento da PFAS e da pesticidi PFAS che è triplicata. Questa è come siamo messi in Veneto: 16 milioni di chili di pesticidi nel 2023, la media regionale 3,5 kg a testa, è la prima regione in Italia per consumo di pesticidi, Treviso 5,4 kg, voi ci battete qua a Verona con 7,7 kg. È interessante, al di là del dato, quanto sono aumentati. La provincia di Treviso ha aumentato dal 2012 il 45% dei pesticidi, perché il prosecco viene tutto da là, e l'11% è aumentato a Verona, che ha già una tradizione di consumo abbastanza storica, però ve la stiamo portando via comunque in poco tempo. Verona più Treviso fanno il 74% di pesticidi. Infatti i vigneti sono tutti qua, i vigneti sono tutti in queste regioni qua, in queste due province. I controlli della marca trevigiana, dell'UIS della marca trevigiana, hanno l'84% in meno di controlli sui pesticidi, la Scaligera ha il 59% di meno di controlli ufficiali, per cui andiamo bene. I dati dell'ISPRA li sapete anche voi, le acque sono inquinate. Vabbè. In Europa avete visto gli agricoltori cosa fanno, visto che l'aria non è inquinata, hanno bruciato camionate rimorchi di copertoni in piazza Parigi. La von der Leyen ha preso paura, ha detto il Green Deal, la svolta green assolutamente non ci interessa più. Hanno liberalizzato, la proposta è quella di liberalizzare l'uso e la revisione delle leggi sulle autorizzazioni di pesticidi, perché nel momento in cui un pesticida è autorizzato non ci sono più le revisioni decennali o quindicinali come quelle che sono sempre state, però andiamo avanti, non c'è nessun problema. La Francia, oltre a definire per prima il Parkinson come malattia professionale da uso di pesticidi, ha avuto anche una bella idea, nel senso che c'è una sentenza della Corte amministrativa di appello di Parigi che impone allo Stato di
riesaminare dopo 24 mesi le autorizzazioni di pesticidi già autorizzati, tenendo conto anche degli effetti sinergici. Forse lo farà, forse no. In Italia l'unico caso interessante è che l'INAIL ha riconosciuto finalmente che il Parkinson è una malattia professionale da uso di pesticidi. Dopodiché speriamo che vadano avanti, si rendano conto che oltre gli interessi ci siamo anche noi. Tutto qua. Vabbè, il metodo di misura di cui parleremo questa sera sono i parti per miliardo, i nanogrammi. Cos'è un nanogramma? Un nanogrammo è un grammo di molecola attiva in 1 miliardo di grammi. Numeri anche questi, per cui 1 grammo su 1 milione di litri. Per cui ragioniamo sulla quantità, così quando troviamo le quantità che vedremo adesso, cioè dobbiamo ragionare che sono quantità che non sono evanescenti, eppure fanno un danno terrificante. Vi sto stancando. Nel 2019 abbiamo ricercato 130 molecole sul polline fresco, sulla pappa reale, sul miele da melario, sul miele da nido. C'è una differenza, il miele del melario è il miele commerciale, il miele alimentare, il miele del nido è il miele di scorta, quello rimane sotto, a volte può essere più inquinato, quello del nido, perché può portarsi dietro le molecole che la cera assorbe. La cera del nido staziona, nella cera del nido staziona il polline, staziona il pane d'api, le api sono sempre più a contatto lì, di conseguenza è la cera che noi apicoltori cambiamo più spesso, anche per questo motivo, per i residui, per le malattie, per tutte quelle cose lì. Il miele da nido è un miele non commerciale, nel senso che non viene estratto dal nido. Ecco, per cui quello può avere più residui del miele da melario, che è quello che in effetti ci interessa, perché il miele smielato, il miele invasettato, il miele consumato, controllato dall'ente pubblico, come ne avere. La cera dei ponti superiori si intende la cera che le api costruiscono sopra i telai tra il nido e il melario, pane di scorta invernale e via dicendo. Abbiamo fatto 43 campioni. Nel polline fresco il primo anno abbiamo trovato 23 principi attivi, ne abbiamo trovati 15 nella pappa reale, in tracce infinitesimali e anche in quantità appena sotto la soglia di tolleranza. La soglia di tolleranza, il limite massimo residuale, è quello che la legge impone perché l'alimento sia commerciale. Per cui abbiamo trovato nella pappa reale il clorpirifos in quantità di 9,9 nanogrammi, quando la legge ci dice che è 10 il limite minimo accettabile, per cui 9,9, quell'alimento lì è perfettamente in regola con la legge. Ne abbiamo trovati 15 molecole, e lo stesso discorso lo sto facendo e va fatto anche per il polline. Troviamo 15 molecole, delle quali alcune molto chiaramente quantificabili, altre a livello di tracce però presenti. La legge mi dice che i dati vengono presi esclusivamente molecola per molecola. Se tutte le molecole sono sotto i 10 ppb, che è il limite di rilevazione minimo, per legge, e io ho le molecole sotto il 10, sono a posto. Però nella somma mi sono preso la briga di queste regine non mi nascono, mi muoiono dentro sulla cella, ho fatto la somma dei pesticidi, delle quantità di pesticidi presenti, e sono arrivato a 44,03 ppb, cioè 4 volte il limite massimo permesso per legge. Questo per dirvi che quello che ci dice la normativa alla fine non è proprio quello che ci interessa. Alle volte va contro quello che è il buon senso e il principio di precauzione. Fondamentalmente abbiamo trovato questo, per cui abbiamo trovato 23 pesticidi nel polline, nella pappa 15, 8 nel miele da melario come tracce, miele da nido ne aveva 6, qui quantificabili. Sulla cera sappiamo che troviamo sempre qualcosa, perché la cera è una sostanza grassa. In linea generale le molecole pesticide sono sciolte in coadiuvanti oleosi. È per quello che hanno bisogno dei disperdenti, degli emulsionanti per essere dispersi nell'acqua. Queste molecole si legano immediatamente alle sostanze grasse che trovano nell'alveare,
che sono il polline e la cera, e lì restano finché le api non le consumano, nel caso del polline, o finché noi non le togliamo con la cera e le buttiamo via. La cera ci interessa perché è la memoria storica di quello che succede nell'alveare e di quello che resta nell'alveare. Il primo anno è andata così, per cui lui se ha visto queste cose, ha cominciato a tergiversare, con Fagricoltura anche, noi abbiamo cominciato a gongolare, nel senso di dire, sapevamo che la criticità c'era, sapevamo che eravamo fregati, ma almeno dimostrare che eravamo fregati. Il 2020 abbiamo fatto 41 campioni, abbiamo fatto 33 pesticidi nel polline, cera, pane d'api, pappareale, compagnia bella, che sono inerenti esclusivamente all'animale, non all'alimento, all'animale ape. Si era preso l'incarico lui, settore veterinario, segue gli animali, di fare queste analisi. 2020 è arrivato il Covid, campo a cavallo che l'erba cresce. Va bene. 2021, su 33 campioni ne abbiamo usati 7. Le cose stavano a questo punto migliorando, cioè siamo passati da 34, a quello di prima ne abbiamo passati 33, questo ne abbiamo trovati 7. Le cose, tutti gongolavano, le cose vanno bene, ma dal punto di vista mio le api muoiono comunque e sempre, non c'è nessuna differenza. Cosa è successo? È successo che l'agricoltura cambia, l'agricoltura ogni anno immette, l'agroindustria immette, l'agrofarmaceutica immette continuamente molecole e preparati nuovi in agricoltura, perché i funghi, i batteri, gli insetti si abituano, si assuefanno alle molecole vecchie e dobbiamo averne sempre di nuove. Allora abbiamo tristemente aggiornato la ricerca da 130 molecole, siamo passati a 430 molecole e allora là siamo tornati a regime, nel senso che abbiamo trovato tutta questa bella roba qua, siamo tornati come prima, ne abbiamo trovati 34, 14 nel pane d'api, abbiamo trovato le tracce. Ecco, tanto per farvi un esempio, abbiamo cominciato a fare dei test di campionamenti in altopiano di Asiago da alveari vissuti in altopiano di Asiago, lì logicamente troviamo zero. L'altopiano Asiago lo conoscete anche voi, sono zone che non sono al momento molto agricole, anche se stanno arrivando tutti questi progetti della viticoltura in montagna, che il vino in montagna fa assolutamente bene, e per cui andremo a lavorare in montagna. Sulle api abbiamo cominciato a trovare una molecola, azoxystrobin, che è una molecola molto pericolosa, è un fungicida, e qui faccio una parentesi. Non è indispensabile che siano insetticidi che ammazzano le api, abbiamo i fungicidi che fanno di peggio e le associazioni tra fungicidi e fungicidi che fanno disastri, che danno i grossi problemi di mortalità, non sono più gli insetticidi nel caso dei vigneti o nel caso dell'agricoltura in generale. Qui abbiamo focalizzato sul vigneto, ma guardate che le molecole che abbiamo trovato spaziano a 360 gradi tutto quello che è il panorama agricolo, nel senso che abbiamo trovato molecole degli olivi, utilizzati in orticoltura, in frutticoltura, abbiamo trovato una svalangata di molecole utilizzate, di precursori di molecole utilizzate per la lotta per le zanzare. Abbiamo trovato una roba impressionante, per cui tutta una serie di cose che ci fa dire il panorama è molto vasto e interessante, non è solo focalizzato ai vigneti, non ce l'abbiamo su quei vigneti, il problema va preso in tutt'altra maniera. La massima presenza, adesso vogliono dire pochi questi numeri qua, ma abbiamo trovato 3659 ppb su un campione di polline. È una quantità che è difficile da quantificare, ma è una quantità mostruosa in un campione di polline trovare quasi 4000 parti per miliardo. E di un pesticida, la compresenza insieme agli altri sono 4600, cioè abbiamo di quei valori che sono terrificanti, cioè già le api le ammazziamo a 4, 5, 10, 15, 50 ppb, quando ne troviamo 4600 capite voi che il sistema non funziona più, non è l'agricoltura non può più funzionare con questo sistema qua. Del neonicotinoide acetamiprid abbiamo una positività per 1 mese e mezzo. Per 1 mese e mezzo quelli alveari di un monitoraggio hanno raccolto polline con neonicotinoide. Dico, quelle api lì saranno restate vive? Domanda che faccio a tutti voi. No,
si sono ridotte a un pugnetto e poi sono morte, perché questa è la fine degli alveari dei monitoraggi. In queste zone gli alveari non hanno una vita biologica al di là di 2 anni, di 3 anni al massimo, dopodiché muore tutto. La vita produttiva è di 1 anno, portiamo gli alveari nelle zone monitorate, li portiamo da un'altra zona, in quella zona lì riescono a produrre 1 anno, dopodiché vivacchiano spegnendosi lentamente. Questa è la situazione, non solo a causa dei pesticidi, ma anche per la debilitazione che questi provocano agli alveari. Debilitazione da pesticidi non significa che le api muoiono esclusivamente per avvelenamento. Maria prima aveva detto, le api hanno una capacità di navigazione e memoria, ma se questi pesticidi perdono la navigazione e la memoria, le api che escono a migliaia poi non tornano sì, ma non torna neanche il foraggiamento, non torna il nutrimento, di conseguenza gli alveari si spengono piano piano. Ecco, è questo il meccanismo degli spopolamenti, e questo è il meccanismo della fine degli alveari, unito sempre alle criticità, malattie e tutto il resto. Un alveare che non ha un bioma, un patrimonio di microrganismi che lo tiene in piedi, e su questo credo che quello che vi dico sarà inutile perché lo conoscete sicuramente. Dopo una cura di antibiotici noi dobbiamo comunque utilizzare cibi sani, fermenti, lo yogurt, c'è una procedura alimentare per rimettere in piedi il bioma. Addirittura ci sono pratiche mediche che tolgono il bioma dall'intestino di una persona sana per immetterlo nell'intestino di persone debilitate da cure molto molto impattanti, nei quali il bioma viene distrutto. Un alveare che non ha a disposizione la possibilità di nutrirsi in maniera consona, di portare a casa un polline che sia ricco sì di proteine, 13, 14%, 15% hanno i pollini di proteine, ma deve essere ricco anche di batteri, di funghi, di microrganismi che servono per costruire un bioma. L'alveare non è fatto di api e basta. Le api sono le cellule dell'alveare, i favi sono lo scheletro dell'alveare, le nostre ossa, il nostro scheletro è un meccanismo vitale all'interno di un organismo. I favi delle api sono un meccanismo di accumulo di bioma, di enzimi, di feromoni che servono per regolare la vita dell'alveare. I gruppi e le caste, chiamiamole così, i gruppi di lavoro che le api assumono durante la loro vita, le nutrici, le ceraiole, le guardiane, le foraggiatrici, lo sapete tutte queste cose qui, le equipariamo agli organi. Ecco, tutto qua. Se il bioma non funziona, non mi funziona più l'organismo, di conseguenza non resiste più alle malattie, la capacità le reazioni immunitarie che l'ape può avere, l'organismo può avere, non esiste più, non ce la fa. Un organismo che mangia male non riesce a stare in piedi. Non so se riesco a spiegarmi. Ecco, tutto qua. Ecco, questo nel 2023 sempre su 430 molecole, il 71% sono inquinati, i campioni analizzati sono 59, sono sempre di più, di quali abbiamo 70% sono inquinati, il minimo residuo che abbiamo trovato è un pesticida per campione, il massimo residuo abbiamo trovato fino a 18 per campione, per cui insomma andiamo a nozze. Il Fosmet fa parte di una buona presenza di un pesticida vietato. Abbiamo trovato anche quello. Il Fosmet è un pesticida utilizzato nell'olivo, che però è stato utilizzato alla fine di giugno, quando gli olivi non hanno bisogno di trattamenti per la mosca, per cui è stato utilizzato impropriamente su un'altra cultura. La quantità di PV mi dice che primo era il monitoraggio, altrimenti le api schiattano, e secondo è stato utilizzato tendenzialmente su fiori, su cotico fiorito, su piante fiorite, le quali le api hanno bottinato. Ho trovato anche rame nel propoli a livelli enormi, perché sono 990 ppb, è quasi 1 milligrammo per chilo. Il rame viene dall'agricoltura biologica, per cui e anche
anche dall'agricoltura biologica e anche dalla convenzionale ci sono rameneici, per cui anche i metalli pesanti si fissano. All'interno di questa ricerca non abbiamo cercato i coformulanti, emulsionanti, adesivanti, tutta quella roba lì, perché altrimenti sarebbe saltato fuori di tutto, perché questa è solo la punta dell'iceberg. Vabbè, questa è la slide riassuntiva. Le colonne azzurre sono i principi attivi del polline, la colonna arancione è la pappa reale, le colonne verdi sono il pane d'api. Per questione di soldi non ce l'abbiamo fatta fare tutto sempre, perché il progetto alla fine è costato quasi 50.000 euro e non siamo andati a finanziamento, cioè ce li siamo messi di tasca nostra. Chi ha messo questo, chi ha messo l'altro, chi ha messo una parte di analisi pagate, insomma non è stato facile, insomma. Però vedete, le colonne sono estremamente alte, estremamente rappresentative di cosa c'è dentro in queste matrici, a parte la parte centrale dove ne abbiamo trovati 7, che era la parte dove quell'anno dove ci siamo domandati come mai le cose sono migliorate così. Poi siamo andati l'anno dopo a valutare su 430 molecole, abbiamo trovato il disastro, insomma. Non so se riesco a dare l'idea. Questi sono i prodotti revocati sospesi, il primo anno ne avevo trovati 7 e dopo gli anni a venire sempre uno presente. Cioè, tutti contestati, assolutamente non è possibile che ci sia la questione dei prodotti vietati, l'agricoltura in questo momento è al top, l'onestà è al massimo, però il prete di Revire Lago qualche anno fa mi sono messo via l'articolo di giornale perché era molto interessante, dal pulpito ha tuonato: chi usa prodotti vietati non venga a messa. Perché una signora, e sempre le donne, sempre voi donne che riuscite a smuovere il mondo, che in effetti è così, una moglie coscienziosa e preoccupata perché il marito andava in Slovenia a prendere marito viticoltore, andava in Slovenia a prendere prodotti che in Italia non si trovano, ma è direi quasi una prassi normale. Un funzionario di Confagricoltura non credeva a queste cose. Non è possibile che in Italia possa utilizzare un prodotto vietato, come ci dicono le strutture. Dopo gli faceva il Dio santo al prete. Questo sì. Al prete siamo andati bene, però negli anni. Ha digitato su Amazon, non su Amazon, su internet, si è fatto arrivare a casa un prodotto di prima classe, senza patentino, lo ha ricevuto la nonna di 80 anni, ha firmato e lui si è portato a casa la bottiglia di un prodotto, un pesticida vietato in Italia tranquillamente. Per cui capite bene che non servono tanti furgoni che vadano in Slovenia o in Romania o in cosa a prendere. Succede, c'è anche di questo, insomma. Io credo che non sia tutto da demonizzare, però, perché alle volte la tendenza sarebbe demonizzare e puntare il dito, perché all'interno dell'agricoltura c'è tanta gente che fa il lavoro fatto bene. Io ne conosco tanti che sono anche tanto preoccupati per queste cose, perché dicono: se io lavoro bene, se io lavoro con coscienza, non vedo perché devo andare in mezzo al mucchio quando cerco di fare il mio meglio, insomma. Tutto qua, per cui c'è gente che combatte per la propria azienda per fare i lavori fatti bene, questo bisogna dirlo, come nel mio settore c'è gente che lavora bene e gente che fa gli apicoltori male, basta, è poco da fare. 2024 avevamo l'associazione regionale, aveva a disposizione un po' di soldi, allora pensava di mangiarseli tutti a cene, con tutte quelle robe là, e invece il qui presente ha detto: no, possiamo mettere dei soldi per monitorare ancora qualcosa. Abbiamo fatto un monitoraggio a spot, solo pane d'api, per cui non rappresentativo al 100% di quello che c'è, e abbiamo preso un po' più allargato. Abbiamo preso il centro di Padova, non abbiamo trovato niente, il che non vuol dire che non c'è niente. In quel momento lì il pane d'api, che potrebbe essere rappresentativo di qualche settimana, come no, però in quel momento lì abbiamo analizzato, non abbiamo trovato nessun pesticida. Non abbiamo analizzato se c'erano microplastiche o altre cose, però il centro di Padova si è dimostrato interessante da questo punto di vista. Il Montello, la parte sud, che è prospiciente a una pianura infinita di vigneti, con l'aria che viene dal mare, di conseguenza sospinge tutte queste buone sostanze verso il bosco, ha totalizzato 14 pesticidi per un totale di 5.000 ppb per campione.
è una buona cosa. Il Montello sopra un po' meno, siamo a 18, comunque le api muoiono anche lì. Il Parco del Sile, che voi tutti conoscete, che comunque parco è parco sulla carta, perché è solo il Sile che passa in mezzo a un parco infinito di vigneti, ha quantificato 12 ppv e 5.000, su 12 pesticidi e 5.000 di massimo. Cosa? Andrò ad abitare proprio. No, insomma, vabbè, no, non è tutto così comunque. L'Istituto Cerletti abbiamo trovato quantità abbastanza basse perché per un duplice motivo. La coscienza dell'insegnamento nel fare i trattamenti di vigneto, è un istituto, deve insegnare, deve dare le disposizioni, non deve necessariamente produrre molta uva, di conseguenza tratta meno, con più oculatezza. Di vino non ne viene fuori molto, a differenza di altre aziende dove si spinge parecchio, e la prospicienza degli alveari a un centro abitato che è conegliano, è ricco di viali di tigli, di giardini, per cui le api tendenzialmente vanno anche all'interno della città, di conseguenza possiamo dire si salvano. Infatti l'apiario di Cerletti che ho seguito fino all'anno scorso era assolutamente il migliore di tutti i monitoraggi, e come locazione e come presenza di forza delle famiglie era invidiabilmente il migliore di tanti alveari che ho io. Per cui alle volte le cose cambiano, basta poco per riuscire a far sopravvivere queste api, basta un po' di coscienza, un po' di preparazione, un po' anche di dire produco meno, non serve che prendo 50.000 euro per ettaro di produzione lorda vendibile di prosecco, se mi accontento di 45, 40 penso che bastino, insomma, e con un utilizzo diverso dei pesticidi, un'applicazione reale di quella che è la lotta integrata. Adesso la gente si sta levando dal bio e sta andando sulla lotta integrata. Il marchietto che vedete sui vigneti SNPQI, Sistema Nazionale di Qualità Lotta Integrata, è una gran boiata. Fondamentalmente non serve assolutamente niente. Lotta integrata non vuol dire niente, cioè integro il mio trattamento che devo fare in questo momento con una potatura verde. Vabbè, la potatura verde la devi fare, il trattamento lo fai, cosa cambia alla fine? Non cambia molto, per cui anche è tutto da discutere. Il Montello Sud, poi abbiamo fatto analisi sulle api, sulle esuvie larvali, sulle pupe, non abbiamo trovato niente perché sono matrici che probabilmente il laboratorio mi ha detto non riusciamo a fissare gli inquinanti su queste matrici. Asiago, aeroporto di Asiago, il polline non mi ha dato nessuno, sono 2 anni che lo analizziamo perché io ho esigenza di produrre polline, la mia azienda è un prodotto che mi serve per arrotondare il reddito, però non lo posso fare nelle zone del Montello, sotto casa non lo posso fare per i motivi che vi ho illustrato, anche se sarebbe perfettamente a norma, ve lo dico subito, sarebbe perfettamente a norma, e perfettamente a norma anche per il bio, perché è sotto il limite residuale. In famiglia non ce la sentiamo di raccontare la storia dell'orso. Guarda, questo polline è a posto, c'è 10 pesticidi, però sono tutti sotto la soglia. Per cui la tendenza sarebbe di provare a produrlo in zone montane con problemi logistici e di trasporti indicibili, però il polline di Asiago è senza inquinanti. Aeroporto non è l'aeroporto di Treviso o il Catullo qua di Verona, è un aeroporto che arriva l'aereo o a Mongolfiere ogni tanto, insomma l'unico traffico interessante l'ha avuto sotto il Duce, che arriva ai tutti i gerarchi per inaugurare l'ossario, insomma è stato fatto per me. Abbiamo trovato i residui di tracce di 2 pesticidi sul propoli, sia zona del Cabellava che di Cesuna. Il propoli è come la cera, è una sostanza che resta nell'alveare, per cui è riutilizzato, è una matrice riutilizzata, le api non lo raccolgono sempre fuori, lo riutilizzano anche, di conseguenza se gli alveari hanno transitato per zone inquinate si fissa anche sul propoli, di conseguenza anche il propoli può avere delle evidenze di questo tipo. Vabbè, poi se non siete stanchi, qualche slide ancora, come si muovono ste molecole. Non è tutta farina nel mio sacco, cioè io ho ascoltato diversi
relatori, diversi ricercatori, diversi amici, insomma, per cui ho fatto un riassunto. Le molecole si muovono per un contatto diretto. Si muovono nelle zone nelle culture, scusate, nelle matrici non bersaglio. Logicamente le spruzziamo su una cultura, ma le molecole si muovono per contatto diretto. Quando vediamo il fumo, l'aerosol degli atomizzatori nei campi, quelle molecole si stanno muovendo. La deriva aerea immediata è quella nel momento del trattamento. C'è la deriva aerea ritardata, quando il vento muove le foglie, gli adesivanti e i collanti di quali sono impregnati i pesticidi a volte non servono perché le foglie si sfregano, di conseguenza fanno polvere. La deriva aerea è anche quella che producono le operazioni culturali polverosi. Quando vediamo gli agricoltori trinciare o lavorare, trinciare l'erba, vediamo delle belle colonne di polvere. Fondamentalmente queste colonne di polvere sono fatte da particelle sulle quali si sono fissati i pesticidi. Non è vero che i pesticidi si degradano nel terreno, assolutamente no. I pesticidi restano, perché altrimenti, se si degradassero, non li troveremo sulle acque profonde. L'ISPRA non li troverebbe sulle acque profonde a 200 metri di profondità, perché percolano, restano. Per cui quando gli agricoltori fanno le operazioni, le api muoiono. In Polesine anni fa ho avuto delle grosse mortalità di api durante la trebbiatura del mais. Ma cosa dipende sta roba qua? Alla fine siamo arrivati, il mais in quegli anni era conciato con l'imidacloprid in un primo tempo, col tiametoxano in un secondo tempo e un terzo tempo anche col clotianidin, che sono principi attivi che restano mesi all'interno delle piante. La trebbiatura del mais fa polvere, la polvere si depositava sui medicai, le api morivano in ottobre. Cioè erano avvelenamenti puri quelli, come sono stati dimostrati dal professor, non mi ricordo come si chiama, da Padova, che le gocce di rugiada che la pianta emette, scusate, ho sbagliato termine, la gutazione delle piante di mais contiene sostanze tossiche, le api vanno a raccoglierla. La gutazione cos'è? La gutazione sono delle emissioni di acqua da parte della pianta, è facile vederla. La brina, la rugiada copre la foglia. La gutazione, l'emissione di acqua da parte della pianta la vedete sul bordo e sulla punta della pianta, come se la pianta stillasse da quelle parti. Quella è la gutazione. I semi conciati, i semi trattati con neonicotinoidi, producevano piantine che in certe condizioni, mediamente la gutazione del mais l'abbiamo le primissime settimane dopo la semina, quando la piantina è alta 20 cm, in condizioni di siccità le api sono ghiotte di quest'acqua e andavano a assorbirla per portarla dentro. Avvelenamenti da cosa? Alla fine il professor Girolami è riuscito a dimostrare che le gutazioni avevano quantità spaventose di neonicotinoidi, per cui capite bene che le api non raccolgono solo i polline, raccolgono l'acqua, raccolgono sostanze resinose sulle gemme, raccolgono anche l'asfalto quando l'asfalto cola perché è troppo caldo e le api non trovano, in città non trovano propoli, le api raccolgono anche l'asfalto per stuccare, per portarlo dentro come il propoli, per cui l'ape è una macchina da monitoraggio a 360 gradi, bisogna stare attenti a dove va. Le api sorbiscono l'acqua dagli scoli fognari perché ha particolari sali, sorbiscono l'acqua dai letamai, dai fossi sporchi, cioè, dobbiamo capire tante cose, poi vengono filtrate certe cose, ma certe sostanze entrano anche da questo punto di vista. E vabbè, la pioggia, il vento, la brezza, il moto convenzionale, che sono i rimescolamenti dell'aria a terra, la terra si scalda per i raggi solari, l'aria si rimescola, si alza e le sostanze vanno in giro. Vi sto annoiando, per cui no, mi spaventando.
se lo prendi come attività lavorativa, sai che all'interno di tutte della panoramica di aziendale devi tenere conto di tutte queste cose qui. Se la tieni come conoscenza personale, allora sì, sono d'accordo con te, ci spaventiamo. Però sono tutte cose che è meglio conoscerle, perché se le conosciamo riusciamo forse a cambiarle qualcosina, se non le conosciamo. Poi ecco, un inciso anche, non è solo l'agricoltura che è inquinante da questo punto di vista, abbiamo il verde pubblico, il verde privato, i giardini. Adesso certi giardinieri consigliano un'irrigazione, una nebulizzazione delle siepi per tenerli verdi durante l'estate. A questo punto nel pescante della pompa c'è un sistema Venturi che spruzzica l'insetticida. Le siepi sono nebulizzate su consiglio di certe aziende floricole di pesticidi. Ora dico, se abbiamo la coscienza di queste cose, il giardiniere che viene a proporcele per le zanzare, che sono estremamente fastidiose, pericolose, perché c'è la dengue, c'è questo, c'è l'altro, bisogna capire queste cose anche, perché provocano danni alla salute, provocano morti, per cui siamo sul filo del rasoio, però c'è un limite anche a queste cose, per cui i cani, i gatti, animali di compagnia, li facciamo la pipetta è una bella cosa da dire, la pipetta, ma la pipetta fino a pochi tempo fa, non so se c'è ancora in giro il fipronil è una cosa terrificante. Il fipronil resta dentro, non so se avete visto qualche report su quello che è successo agli animali di compagnia in America, si sono accorti dopo un bel pezzo e dopo una montagna di denunce che avvelenavano il bestiame, insomma. Una signora mi ha riferito, ha detto: guarda, tutta stanotte che non sono buona a dormire. Come mai? Cosa ho fatto pipetta al cane? Il cane viene in letto con altri tutta stanotte che si remena, che si gratta, ma porca. Cioè, ora, anche se andiamo a comparare queste cose, che almeno il commerciante ci dica: sta attento, è una roba tossica, è tutto là, insomma, non dico prendere le secche, ma insomma. L'1% di tutti questi trattamenti va a bersaglio, questo l'ha definito Porrini, ricercatore di Bologna, in diversi studi nel 2001, tutto il 99% va fuori, per cui il 99% dei 16 milioni di chili utilizzati in Veneto, il 99% va per aria, per terra, l'1%. La deriva ce l'abbiamo per diversi chilometri. Angeli dell'Università di Bolzano ha fatto uno studio sulla Val di Sole, hanno trovato pesticidi fino a 12 km dalla zona di utilizzo. Le correnti d'aria fanno questa roba qua, per cui dire come i regolamenti regionali, 40 metri, 10 metri dai strade, 40 metri dai parchi pubblici, che roba è un'assurdità, nel senso, i pesticidi fa tanto che a strada che mezza bassa, insomma. E le api ce lo dimostrano, nel senso che api portate in zone particolarmente amene e non inquinate, le raccoglie pesticidi. In Germania hanno fatto un'indagine sui boschi, hanno trovato pesticidi a migliaia di chilometri dalle zone coltivate, per cui l'aria sposta tutto, l'aria porta anche cose indesiderate. Forte residualità nel tempo, ci sono pesticidi che restano, tanti restano, non si degradano. Il glifosate è sempre stato venduto come una delle migliori soluzioni erbicide che siano state inventate, anche perché si degrada in pochissimo tempo. Certo, si degrada in AMPA, che è un metabolita che dura una vita praticamente, eppure è stato venduto, è venduto tuttora come uno dei disebanti migliori. Vabbè. Angeli come residualità in un lavoro che ha fatto nel 2024 nella zona della Maria ha trovato DDT, oltre una spaventosa quantità di ditiocarbamati come il mancozeb o non mi ricordo che altro nome, ha trovato tracce quantificabili di DDT. Il DDT non è che l'abbiano adoperato sti giorni qua, dopo la guerra, nel senso che certe molecole restano in maniera incredibile. Vabbè, la deriva non risparmia zone naturali e tutelate, le sappiamo, basta. Cosa comporta le api? Dopo vi stufo meno. Allora abbiamo nutrimenti, polline, pane d'api,
fortemente contaminati, e questo l'abbiamo spiegato. Adesso devo leggere perché non me le ricordo tutte. Abbiamo diminuzione dell'apporto nutritivo nettarifero delle api, perché le api non ritornano, come abbiamo accennato. Le molecole tossiche presenti sono sempre presenti nelle scorte alimentari, che è il pane d'api, nella cera, che è la matrice, lo scheletro dell'alveare. Di conseguenza le api, quando allevano la covata, perché la cera al favo ci interessa, perché le api lavorano all'interno del favo, non solo stipano i nutrienti, bensì, ma anche allevano la covata, l'uovo viene deposto, la larva è sempre a contatto col favo, si sviluppa, tocca in un primo tempo pochissimo, ma dopo si ingrandisce e come un baco da seta all'interno del bozzolo riempie tutto, per cui la sua epidermide, la cuticola che è ancora morbida, assorbe tutto. Di conseguenza sono continuamente sotto un processo di assorbimento di sostanze eventualmente presenti. Non sappiamo che interazione ci sia tra le molecole, cioè meglio, lo sappiamo che interazione c'è, una interazione molto forte tra le molecole di pesticidi e gli agenti patogeni, nel senso che le api diventano molto più sensibili ai virus e ai batteri, anche ai funghi, perché abbiamo delle recrudescenze di funghi come la covata calcificata, quando stanno male. Le api più male stanno e più sono ricettive a patogeni desiderati. Abbiamo un aumento della sterilità di fucchi delle api regine, ma questo si ripresenta pari anche nella razza umana, visto che ormai è stato più che dimostrato che la sterilità riguarda fondamentalmente i maschi. La diminuzione dell'aspettativa di vita, le resine non le abbiamo più performanti, per cui la favoletta delle resine che durano 4 anni, come si legge sui libri, non esiste più. Le resine durano forse 1 anno, dopodiché dobbiamo toglierle dai piedi perché non funzionano più e di conseguenza ci abbassa la performance dell'alveare. Vabbè, la diminuzione della risposta immunitaria e l'alterazione microflora intestinale utile, perché abbiamo tutto un fracasso di fili qua sotto i piedi. Abbiamo una montagna di interazioni con i batteri e con i funghi che ci servono. Di conseguenza, al di là di tutte queste cose, al di là di tutte queste considerazioni, nel pratico, come settore apistico, noi stiamo perdendo tutte le zone evocate per l'apicoltura. Non possiamo ridurci a lavorare in montagna, perché in montagna è aleatoria, sia come sviluppo primaverile sia come produzione, non dà sempre, sapete che voi alti di 1200-1300 metri non riusciamo a fare produzione tutti gli anni perlomeno. E l'agricoltura con il cambio climatico sta interessando sempre di più le zone che un tempo non erano vocate per certe condizioni di coltivazione. I vigneti dalle nostre parti si stanno allungando i tralci nel vallone bellunese. Il vallone bellunese è sempre stato dedito all'allevamento, per cui foraggi, mais sicuramente, e fino a 20 anni fa non veniva, adesso cresce meglio lì che non in Polesine, e i vigneti stanno prendendo posto, per cui tutte le zone della caccia tardiva, del tiglio, del castagno le stiamo perdendo tutte, perché sono prospicienti a culture che in quelle zone non c'erano e vanno a inficiare questo tipo di produzione. L'ape poi e l'apicoltura sono allevamenti minori, allevamenti che non hanno un reddito equiparabile, sono produzioni che vengono facilmente sostituite dalle importazioni, perché insomma lo vedete anche voi, il miele che c'è nei negozi, il 90% arriva dall'estero, per non dire da dove arriva. Di conseguenza non abbiamo un futuro roseo. Ecco, roseo no, ecco sì, ci sarà sicuramente un futuro. Va bene, diciamo che siamo alla fine, poi vi risparmio ulteriori torture. Questa la dice lunga. Allora, le colonne azzurre sono le produzioni che abbiamo avuto nei monitoraggi, le produzioni medie degli anni di monitoraggi, per cui il primo anno di insediamento abbiamo avuto l'unica buona produzione di 20 kg di media, poi siamo dalle 5, 10 a 3, a 2,9, mentre le produzioni nelle zone, delle colonne arancioni, sono le produzioni medie degli alveari che sono in ambienti
in ambienti dove l'agricoltura non va a impattare. Vedete la differenza? Per cui credo che tante parole non servano, insomma. Vabbè, io direi che basta, vi ho stancato che basta. Qualche bella notizia? Ma qualche bella notizia è che gli apicoltori, che le api sopravvivono sempre e comunque nonostante tutte queste età. Questo è solo uno studio per riuscire a fare un focus su quelli che è un problema delle api. È un'altalenanza, nel senso che questi problemi qua li ho sempre sentiti e li ho sempre visti dall'era di mio nonno all'era di adesso. Adesso sta prendendo un po' piede un'agricoltura intensiva, però dall'altra parte sta comunque crescendo la coscienza sia del personale addetto all'agricoltura. Gli agricoltori sono i primi a essere in trincea e a contatto con queste sostanze, di conseguenza insomma non possono esimersi dal conoscere queste cose. Insomma, gli agricoltori e le loro famiglie, gli studi americani, dove insomma non vanno tanto per sottili gli americani, lo stiamo vedendo questi giorni qua, hanno visto che le famiglie rurali hanno molti più problemi di patologie tumorali che non le famiglie intesi come gruppi di persone che vivono in città, per dire. E questo c'è anche qui. I dati sulle zone vitate del Valdobbiadene e compagni sulle patologie tumorali sono tenute parecchio nascoste, insomma, però le voci di corridoio dell'amico che lavora qua e l'amico che lavora là in ospedale o in strutture sanitarie la dicono chiara, insomma. Ma credo che stia aumentando la coscienza e deve aumentare la coscienza di quelle che sono le problematiche. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. Certo, si sta sempre svelti a dire sbaglia lui perché ha il vigneto da un etero, però dobbiamo vedere anche noi a casa nostra dove possiamo cercare di passare la conoscenza, impegnarsi in prima persona e anche non dimenticare la capacità di indignarci proprio quando le cose non vanno bene, non girarsi all'altra parte. Insomma, questa è la mia posizione. Le cose secondo me migliorano perché già stanno migliorando, già c'è una coscienza, ecco, la pressione economica fondamentalmente fatta sull'agricoltura è una pressione deleteria, ma non dipende dagli agricoltori, dal mio punto di vista, dipende dal sistema di mercato. Non può esistere un sistema di mercato nel quale una derrata alimentare è pagata €1 al produttore, arriva sul banco del mercato e costa 15. Cioè, non è possibile. In mezzo c'è qualcuno che sta giocando sporco. L'agricoltore non può permettersi di perdere 1 chilo di patate perché altrimenti va sotto, perché le spese sono tante. Dall'altra parte lo vediamo tutti i giorni, insomma, ben vengano i mercatini a chilometro zero, ben vengano gli spacci aziendali degli agricoltori, perché gli agricoltori dal punto di vista mio hanno tanta coscienza, nel senso, è il sistema dell'agroindustria, di questa agricoltura intensiva che fa. Io per conto mio ho più paura dell'agricoltura industriale, quella in cui entrano i gruppi industriali, entrano persone che fanno investimenti in agricoltura. Per loro investimenti in agricoltura, in banca, su una cava, su una strada, è la stessa roba. L'agricoltore che vive del suo lavoro pensa, quello sì, pensa sì. Basta, io ho finito, se avete domande non serve. Grazie. Applausi così via. Non è una curiosità, cioè un apicoltore potrebbe coltivarsi i suoi fiori, il suo campo, Pari l'ape è una domanda interessante. Pensi che, vista da un'altra prospettiva, in una riunione in una cantina sociale un agricoltore si è alzato e ha detto: è ora che la finiate, voi apicoltori, di accusare noi di fare questo e l'altro, cominciate a piantarvi i fiori. Questo è vero, possiamo fare qualcosa, però un'ape ha un raggio di azione di 3 km, sono 3.500 ettari,
Poi non è così semplice. Le piante, se cernono, producono nettare, producono polline, a seconda anche del contesto microambientale. Le faccio un esempio: la facelia, che è un seminare facelia, viene bene sul terreno argilloso, pesante, lì produce nettare, ma se lo seminiamo su un terreno ghiaioso, nettare non lo fanno, non lo guardano neanche, per cui le api vanno a foraggiare in altra parte. Piantare sì, aiuta, ma non è risolutivo. Serve per, dal punto di vista mio, aumentare la coscienza, la conoscenza e la diffusione dell'abitudine di tener conto anche di questi animali. Sono d'accordo con lei, nel senso che uno pianta un albero da nettare, un tiglio, una caccia, qualsiasi altra cosa. Il miele da caccia. Cioè, quante acacce devo fare? Tante. Appunto, come però si fa allora? Se lei pianta una caccia, io pianto un tiglio e tutti qua dentro piantiamo una pianta, qualcosa aiuta. Perché poi cambia il meccanismo, dal punto di vista mio, cambia la percezione. La gente si sensibilizza a queste cose. Spesso ho parlato con vivaio l'altro giorno e stiamo preparando 5.000 tigli per un comune di non so dove, giù per la Toscana, quelle parti là, perché vogliono i tigli. Lì probabilmente è stata un gruppo di persone, anche apicoltori, che hanno detto al comune: guarda, piuttosto di mettere giù carpini, mettiamo giù tigli. Adesso fanno anche i tigli un po' selezionati, che non fanno tutti i ricacci sotto, per cui fanno un disastro sotto. Anche questo vuol dire, per cui è la sensibilità delle persone che porta poi anche a scelte politiche. A Rosa Parks, visto che parliamo di donne, che domenica è la festa della donna e la Maria ci ha ricordato con la sua esposizione di donne, Rosa Parks ha cominciato lei a non cedere il posto. Alle volte funziona così. Credo che siano, questa è una disquisizione filosofica da padre di famiglia un po' sorpassato, che se le cose cambiano. Cioè, i mille fiori hanno anche senso, almeno i meli specifici necessitano di quantità vaste. Sì. E io faccio fatica a credere a quella... Cioè, allora sì, sono d'accordo con lei. Non so se riesco a spiegarmi. Certo, trovi milioni di vasetti di miele di tiglio, oppure di miele di sulla, oppure di miele di... Sì, è vero, esistono. è vero. Allora sto tranquilla. Tranquilla. No, esistono, è anche una cosa abbastanza semplice. Coltiva per queste No. Ma è tutta Italia, non è mica solo... No, ma è generica la domanda. Ma è una domanda interessante, adesso la spieghiamo. Deve considerare che le api sono dei cosiddetti non mi viene il termine. Posso bere un po' di acqua? Sì, prego. Prendi sempre il bicchiere. Cioè il meccanismo di raccolta nettare dell'ape è quello di andare sulla fioritura predominante in quel momento. Se la fioritura vicina e predominante è la caccia, loro raccoglieranno quasi unicamente il miele da caccia, ed è per quello che viene fuori il miele monoflorale. Okay? Ed è praticamente l'unico, quasi uno degli unici impollinatori che lo fa. Perché se invece lei guarda i bombi o le osmi o le api solitarie, invece hanno il meccanismo di andare da un fiore all'altro. E paradossalmente sono degli impollinatori ancora più importanti dell'ape da miele, perché garantiscono l'impollinazione anche di fiori che in quel momento non sono estremamente preponderanti come può essere la caccia. Però scientificamente, cioè, è provato, si chiama sostanza simile. E se posso aggiungere, così magari riesco a spiegare quello che facciamo noi di mestiere. Nel momento della fioritura della caccia, chiamiamola sul Montello o su qualche bosco, c'è solo quella. E le api raccolgono solo su quella per questo motivo qua. E lei si può anche rendere conto, se vede un'ape sul suo giardino, la segua con gli occhi. Lei andrà sempre sullo stesso fiore. C'è parte analitica del miele che definisce per legge che il miele di acacia può chiamarsi acacia se ha certe caratteristiche.
il colore, l'indice diastasico, l'HMF, la presenza di un tot di polline che viene misurato con le analisi pallinologiche, che definiscono che quel miele è prevalentemente di acacia, non può essere il 100%, non esiste niente. Il 100% lo fanno solo i cinesi in fabbrica. Sì, sono serio, non sto scherzando. E la stessa cosa vale per altri mieli monofloreali. Parliamo di mieli delle nostre zone, il castagno, il tiglio, lei ha accennato. Quando fiorisce il tiglio nei boschi, perché il tiglio sta inselvatichendo, sta sporcando i boschi, è una pianta che si riproduce molto velocemente, è una pianta molto attrattiva, una pianta estremamente attrattiva per la dolcezza del nettare e per la quantità di nettare che si cercano nei fiori. Di conseguenza le api diventano matte, cioè vanno là a caricare, è poco da fare. Al punto che in certe zone, come le Valli del Pasubio quest'anno, se lei le conosce, dove c'è solo castagno praticamente, i pochi tigli presenti inquinanti il bosco, che infestano il bosco, hanno ridotto del 30% la quantità di castagno raccolto. Sulle zone del castagno è venuto fuori praticamente un tiglio. Alle volte succede così. Il miele di mille fiori non è che le api adesso raccolgono questo e 2 minuti dopo vanno su un altro fiore. Oggi esce l'ape Maia, raccoglie sul trifoglio, ma insieme è andata fuori l'ape Giuseppina che ha raccolto sul Sulla. Poi è andata fuori un'altra ape, raccolgono tutte su fiori diversi, però ognuna raccoglie su quel tipo di fiore. Insieme lo mettono e succede 1000 fiori, che analiticamente non è definito come preponderanza di uno o dell'altro, cioè ci sono dei parametri di legge. Noi per definire il miele lo mandiamo a analizzare, definiamo che questo ha i parametri di questo ha i parametri dell'altro. Fondamentalmente questo. Alle volte mediamente questo lo trova nelle aziende apistiche. Allora, dall'apicoltore questa è la procedura, cioè questo è quello che lei può trovare, no? Nel senso che può trovare una cacia o un tiglio che non sono perfettamente ricadenti nella normativa. La cacia può essere un po' più scura, può essere un po' più aromatica, il tiglio può essere un po' più scuro, meno aromatico, però grosso modo si imbarcano nel corridoio. Gli invasettatori cosa fanno? Per mantenere lo standard, perché nel negozio è importante lo standard. Io non posso entrare, io come Francesco Bortato, in un negozio, perché quando apro un fusto di acacia smelata sul montello è di un colore X, quando apro il fusto che ho prodotto in pianura è leggermente più scuro. E la distribuzione non vuole questo. Il confezionatore cosa fa? Prende miele da me, lo prende da lei, lo prende dai suoi fornitori di fiducia e lo mescola. Lo mescola perché deve sottostare degli standard di produzione. Mescola acacia con acacia, non acacia con mille fiori, o cioè, questo. Ecco tutto qua, insomma, lei può stare abbastanza sicura. Ecco, quando un apicoltore di queste zone le dice: guardi, il miele di arancio, il miele di eucalipto, il miele di sulla l'ho fatto io, cioè, allora no, dimmi, l'ho comprato da un mio amico e te l'ho confezionato, allora questo è più onesto, questo sì. Bene, grazie mille. Grazie a voi altri che avete ascoltato le mie elucubrazioni. Tocca a te adesso. Lasciamo la parola a Matteo. Velocissimo perché l'ora ormai è compiuta. Sono stanchi tutti anche. Grazie ancora. Un po' di ottimismo.
Allora, buonasera a tutti. L'ora è compiuta. Io sono tecnico apistico presso il centro di assistenza tecnica dell'associazione. Ecco, questa è la nostra sede di Verona, alla Bassona, e da qualche anno oramai abbiamo appunto questa rete di apicoli e di produttori che appunto stanno cercando di crescere, migliorarsi costantemente. Dal 2011 eravamo circa 300, oggi contiamo quasi 900 associati, piccoli apicoltori. Ecco, l'esempio di Francesco è una grande azienda, insomma, all'incirca i 1000 alveari, in Regione Veneto, insomma, non ce ne sono tantissime, ecco, le possiamo contare quante sopra i 1000 alveari? Quante aziende ci sono in Regione Veneto sopra i 1000 alveari? Non tantissime, ecco. Ecco, qualche collega, quindi ecco, abbiamo avuto un esempio abbastanza importante. E noi cosa facciamo come appunto associazione? Ci poniamo nei confronti di quelli che sono le persone che hanno degli interrogativi verso il mondo dell'apicoltura, e ovviamente intorno a quello che abbiamo visto sia sull'ape come insetto interessantissimo da scoprire nel suo essere appunto un superorganismo, nelle tecniche, perché tanti si avvicinano appunto per una sorta di redditività potenziale, perché appunto non è scontata, e ovviamente la conoscenza del miele, quelli che sono poi i parassiti che hanno già citato appunto sia Maria che Francesco, e ovviamente anche quello che è la componente delle problematiche che non sono proprie delle patologie delle api, ma degli inquinanti esterni, che sono appunto l'oggetto di questa sera. Ovviamente noi ci occupiamo anche di tanta burocrazia, perché fare apicoltura implica, essendo comunque un'attività agricola, anche un aspetto burocratico. Ovviamente se si è piccoli apicoltori le burocrazie sono piccole, se si è più grandi mano a mano crescono e devono essere rispettate correttamente con il registro farmaci e anagrafe apistica e via discorrendo. La tematica degli avvelenamenti è ricorrente e ogni tanto dobbiamo fare il punto, ok? Lo fa con il dottor Brassan, ex veterinario dell'ASA, e il dottor Mutinelli del zooprofilattico delle Venezie. Abbiamo fatto qualche approfondimento, costantemente li facciamo. Quello che ha fatto Francesco è una raccolta dati importantissima che purtroppo spesso non si riesce a fare. Dati insomma che sono stati ormai proposti, li faccio scorrere perché appunto per capire quant'è importante l'ape per la biodiversità e per l'agricoltura. E dobbiamo essere consapevoli di questo, perché di fatto è essenziale per capire che l'ape è un punto imprescindibile di unione per quello che è il sistema agricolo, ok? E il numero delle impollinazioni, insomma, li vediamo qui, ok? Sono delle stime abbastanza veritiere, magari c'è da giocare qualche unità, ok, da una parte o dall'altra, però questo potrebbe essere considerato un range abbastanza importante. Ovviamente le malattie sono interne, come dicevo prima, quindi abbiamo le nostre api che a causa degli spostamenti incappano in acari alieni. Questa è la Caravarroa, che è la croce principale dell'apicoltura. Prima con Francesco e con Daniele ci siamo anche Daniele apicoltore, ci siamo persi qualche minuto a disquisire sulle varie tecniche per gestire questo problema, ma esistono anche degli insetti alieni per il mondo apistico. Vediamo appunto i calabroni, la velutina, Vespa velutina, Vespa orientalis, insomma, che comunque ci portano a dover intervenire a fare dei trattamenti. Insetti alieni ci sono però anche nel mondo agricolo. Adesso qui in provincia di Verona questi due personaggi, Cimice asiatica e Drosophila Suzuki, hanno fatto la parte del leone e hanno ridisegnato quello che è il panorama agricolo del territorio. Alcune culture non sono più praticabili, quindi bisogna fare un passo indietro a causa di queste novità. Quindi trattamenti possono essere fatti sia all'interno dell'alveare con farmaci veterinari per appunto le varie patologie delle api, che sono molteplici, e all'interno dell'associazione cerchiamo di, con l'aiuto, con l'ausilio di veterinari, di altri tecnici, di affrontarli, di mettere gli apicoltori nelle condizioni di poter gestire e mantenere un grado di
salute ottimale dell'alveare. Non sempre però si riesce, perché non tutti si riescono ad accordare con la stessa nota. Ecco, la sincronia dei trattamenti è essenziale ed è un lavoro molto difficile da fare. Più soci ci sono, più sono dispersi sul territorio, più è impegnativo quest'onere da fare. Ovviamente gli insetti alieni comportano anche la presenza di trattamenti fitosanitari, perché di fatto sono appunto l'oggetto di quello che abbiamo visto. Se gestiti male, questi trattamenti fitosanitari sono dei problemi. Abbiamo visto con Maria e con Francesco quelle che sono delle realtà abbastanza importanti su un territorio che non è quello veronese. Su Verona abbiamo simile, però abbiamo una ripartizione dell'area geografica a livello di impegno agricolo un po' diverso. Abbiamo l'orticoltura un po' più sviluppata, i frutteti che già non esistono fondamentalmente si assestano intorno all'1%, e la viticoltura insomma è un po' più bassa rispetto a quello che è la monocoltura del prosecco. La monocoltura è un problema associato e sicuramente va a danneggiare, perché mancano aree, corridoi verdi insomma per le api, dove appunto, anche se effettivamente l'aria va a spostare quelli che sono i prodotti fitosanitari anche in aree dove tecnicamente non dovrebbero essere presenti, però sicuramente un ambiente incolto, un ambiente, diciamo una zona free da quelli che sono i pesticidi, sicuramente per l'apicoltura è importante e necessaria. Effettivamente le perdite per deriva sono dei prodotti dell'applicazione, durante l'applicazione dei prodotti fitosanitari sono un problema abbastanza importante, sul quale appunto il mondo agricolo sta cercando di lavorare. Viene in mente i distributori di fitofarmaci con sistemi antideriva che cercano di ridurre questo fenomeno. Okay. L'uso improprio, che è quello che sicuramente dobbiamo farci carico come associazione apicoltori, di cercare di disincentivare o essere in fianco al mondo agricolo per correggere e quindi portare ad un uso proprio di quelli che sono questi strumenti che, come diceva Francesco, non possono non essere utilizzati, perché di fatto ci sono delle economie di scala, ci sono delle realtà agricole che comunque si impegnano a lavorare e a produrre con un certo grado di correttezza quello che è il prodotto agricolo, insomma. Come noi apicoltori ci impegniamo, Francesco, a cercare di fare un prodotto di alta qualità. Ovviamente l'uso improprio va a portare queste morie, e la moria da avvelenamento implica una tempistica importantissima. Io questa sera ho invitato anche i servizi veterinari, perché fare un punto della situazione è indispensabile, perché se Francesco ha fatto di spese sue e con parte delle quote dell'associazione, insomma, rinunciando alle famose cene che hai citato prima, ecco una battuta, però di fatto è un compito molto oneroso, quello di rilevare la presenza di eventuali fitofarmaci, e il tempo è importantissimo, perché se arriviamo troppo tardi, molte molecole si mutano, generano, si spostano, si trasformano in metaboliti che non sono magari più rilevabili, okay, da quello che è il numero di molecole che vengono ricercate. Quindi come associazione, quando appunto riceviamo delle segnalazioni di avvelenamenti, tempestivamente attiviamo quella che è la macchina del corretto campionamento. Immediatamente dobbiamo prelevare un numero congruo di api, quindi una scodella insomma di api, e congelarle immediatamente. Nel contempo attiviamo anche i contatti con il mondo dei servizi veterinari per fare un campione ufficiale. E diversi dati abbiamo fatto. Adesso ho messo velocemente, perché dopo ho piacere che intervengano anche le due rappresentanti dei servizi veterinari, però a volte succedono anche delle cose un po' bizzarre. Qui abbiamo una richiesta dei carabinieri forestali che mi hanno contattato. Cosa era successo? Uno sciame doveva essere recuperato, è intervenuta un'azienda di giardinieri, credo, e ha applicato questo repellente, perché appunto c'era questa paura delle api, ok? Quando
come apicoltore vi posso dichiarare che il momento in cui uno sciame è appena sciamato è uno dei momenti più tranquilli, appunto le api non sono pericolose, però nonostante questo c'è a volte la mancanza di conoscenza dell'insetto ape e la paura che è sacrosanta se non si conosce qualcosa, e si è intervenuti con questo innocua insetti, semplice repellente. I carabinieri forestali mi hanno detto: guarda, le api poi sono morte, non è stato fatto tempestivamente un campionamento per rilevare quello che poi doveva essere eventuale la presenza di principio attivo che ha portato a morte le api, e allora sono andato a vedere quello che di fatto era il principio attivo e la sua tossicità. Appunto è considerato un bioinsetticida, la molecola che appunto è imputata è del geraniolo, e questo geraniolo è considerato a bassa tossicità. Ovvio che la dose fa il veleno, ok? Se io bevessi 80 litri di acqua morirei all'istante. Anche una molecola a bassa tossicità, se applicata in maniera errata, su uno sciame non c'è nell'etichetta la prescrizione di utilizzare sugli sciami, quindi è un utilizzo errato del prodotto, in questo caso di un repellente. Altre multiresiduali vengono fatte, insomma, dove vengono rilevate diverse cose. La digestività, eccola qui, un altro problema. Siamo arrivati, non c'erano più api che potevano essere campionate. Allora si è andati a prendere che cosa? Pezzi di favo, e si è andata a indagare un pochettino quello che era presente. Qua correva l'anno 2018 e qua troviamo tante molecole, alcune possono essere proprie del mondo dell'apicoltura, perché alcuni acaricidi in alcune aziende apistiche vengono utilizzati, altre invece sono molecole che prettamente arrivano dall'esterno. Okay? La cera è un ambiente lipidico, e appunto queste sostanze si sciolgono nel grasso della cera e quindi sono riuscite ad essere rilevate. Non andrei oltre perché è tardi e le amiche dei servizi veterinari hanno fatto una lunga giornata di lavoro e ne hanno un'altrettanta importante domani. Lascio intanto fare l'intervento, così appunto ci raccontate un po', anche d'accordo con il dottor Motinelli, quello che è un po' lo stato dell'arte della situazione oggi a Verona, di quello che si è rilevato nel 2025, giusto? E mi metto qua in fianco dopo, casomai, perché so che c'è qualcuno che a casa deve andare tra pochissimo. Grazie di avermi dato la possibilità di venire come servizio veterinario. Allora, noi veniamo chiamati poco perché essendo un ente di controllo, il servizio veterinario, quando succedono degli spopolamenti oppure delle morie delle api, anche a livello cronico, noi veniamo chiamati quando ormai è troppo tardi e non sempre veniamo chiamati, e questo intervento nostro è anche un modo per far sì, speravamo che ci fossero più apicoltori, per far sì che di sensibilizzarli verso il nostro controllo. Il controllo viene fatto così: nel momento che c'è una supposta un sospetto di avvelenamento acuto, di solito chi è associato all'associazione viene avvisato da Matteo Villa di chiamare subito il servizio veterinario. Noi praticamente nel momento che andiamo, la procedura è ancora del 2014, quindi è anche vecchiotta, noi andiamo a fare il sopralluogo, visitiamo ovviamente se effettivamente è un avvelenamento acuto, e quindi dobbiamo escludere che ci siano altre malattie. E nel corso del vi faccio solo l'esempio, nel corso di questi 3 anni che siamo venuti chiamati,
Solo 2 volte c'è stato un avvelenamento acuto al quale noi abbiamo fatto dopo l'avviso all'istituto zooprofilattico per la ricerca di alcune sostanze, perché quasi tutte le volte che veniamo chiamati l'avvelenamento non è proprio un avvelenamento acuto da fitofarmaci, può darsi anche che ci sia una sincronia cronica e di solito sono per malattie virali dovute a un trattamento inadeguato verso la varroa, che è il parassita che colpisce. Ecco. E cosa succede? Quando noi andiamo a prelevare i favi oppure le api morte, devono essere subito, come diceva Matteo, essere subito congelate, perché sennò i principi attivi vengono degradati. Non è a costo dell'apicoltore, come ha detto che hanno speso un sacco di soldi per fare gli esami, non è a costo dell'apicoltore che chiama gli esami che vengono fatti, e vengono fatti in tantissime molecole, però non so se il fatto che non veniamo chiamati quando ci sono gli avvelenamenti acuti è perché noi andiamo a indagare anche quelli che usano lo stesso apicoltore. Ha capito questo discorso? Ecco. E quindi c'è una forma omertosa ecco. Bene. Buonasera a tutti. La dottoressa Garbin non vi ha forse specificato che noi siamo del Servizio Veterinario di Sanità Animale, approfittiamo anche per portare i saluti del nostro direttore che non ha potuto partecipare. Giusto per portare un po' di numeri, sicuramente noi come Sanità Animale interveniamo insomma nel momento in cui c'è appunto un sospetto avvelenamento, però a parte il servizio veterinario interviene anche il SIAN, il Servizio di Igiene, Alimenti e Nutrizione. Giusto per darvi anche un'idea, normalmente viene svolto, a parte appunto l'occasione dell'avvelenamento, comunque un controllo sui fitosanitari da parte del SIAN. Normalmente diciamo l'obiettivo sono una ventina di controlli all'anno. Nel 2025 il SIAN di Verona ha effettuato una quarantina di controlli e quindi vengono controllati appunto i prodotti a disposizione, le etichette e anche il corretto utilizzo, perché sappiamo che insomma esistono delle disposizioni che vietano l'utilizzo di questi prodotti fitosanitari, per esempio in occasione delle fioriture, e quindi tutto questo diciamo è sottoposto a controllo. Inoltre vengono anche controllati i residui di questi prodotti fitosanitari all'interno degli alimenti. Sempre per dare dei numeri, quest'anno sono stati controllati circa un centinaio di prodotti alimentari con 8 non conformità rilevate. Parlando invece delle segnalazioni di avvelenamenti, io ho chiesto gentilmente al dottor Mutinelli, che è stato più volte citato, direttore del Centro di Referenza Nazionale dell'Apicoltura presso lo Zooprofilattico delle Venezie, un po' di numeri riguardo agli avvelenamenti del 2025. Solo per dirvi, nel 2025 gli avvelenamenti in Italia, cioè le segnalazioni più correttamente, sono stati 22, in Veneto 8, e di queste 8 soltanto 5 effettivamente insomma positive. 20 sono stati circa i principi attivi ritrovati. Questo per darvi, ci sono regioni che non notificano un avvelenamento dal 2015 forse, pensiamo alla Toscana, al Piemonte, senza andare insomma per forza al sud Italia, anzi paradossalmente Calabria e Campania qualcosa ancora comunicano. Quindi diciamo il punto chiave è sicuramente, come diceva Matteo e come è stato detto, la tempestività della segnalazione al momento insomma del rilievo e del sospetto di un avvelenamento, però anche appunto la collaborazione di tutti quanti gli attori, quindi gli apicoltori, le associazioni e poi chiaramente il servizio veterinario. Cioè alla fine diciamo che il cerchio si può chiudere e la tutela della salute pubblica può funzionare soltanto se tutti quanti collaborano e se anche da parte degli apicoltori avviene quella che è la sorveglianza passiva e quindi la segnalazione effettivamente di una problematica che può essere appunto da una malattia infettiva oppure, come si parlava oggi, avvelenamenti. Quindi insomma una collaborazione tra tutti quanti gli attori è comunque un elemento chiave affinché il sistema funzioni. Concludo perché è tardissimo, grazie per la pazienza. Grazie mille, grazie.
Matteo? Ecco, dottoressa Autorino e la dottoressa Garbin dei servizi veterinari. Quindi grazie di essere venute, è importante. Allora, l'ora è tarda, se ci sono domande io sono a disposizione e credo che ecco. La serata possiamo anche concludere qui. No, una domanda c'è. Visto quello che ha detto prima Francesco, no? Che si sta diffondendo un po' diciamo così, una mentalità, anche un'attenzione maggiore, continuano a ripetere ogni volta, ogni giorno, questa frase di Einstein e così via, no? Però è impropria l'attribuzione sarà un altro, magari non Albert. Il dato che emerge è che dal 2011 è aumentato del 20% l'uso del pesticidio, forse di più, no? E soprattutto qua in provincia di Verona. Cioè la domanda è, ma qua noi a Verona come siamo messi realmente, cioè, a livello di apicoltura? Allora, come dicevo prima, appunto c'è stata una grande impennata di persone che si sono affacciate al mondo dell'apicoltura. Ho detto che sono apicoltori piccoli, tanti hobbisti. Abbiamo qualche professionista in provincia di Verona, ma l'osso più importante sono apicoltori medio-piccoli, ok? Parliamo da 2 a 10 alveari, insomma, ecco. Sopra 10 alveari è considerata produttiva, ok? Però ecco, non abbiamo dei numeri importanti in termini di professionismo, ok? Ci sono sicuramente aziende professioniste con 2, 3, 400 alveari, 500 alveari, abbiamo anche un'azienda che ha oltre 1000 alveari, insomma, ecco, qua in provincia di Verona. E il discorso è quello che appunto è stato citato anche prima. Noi come associazione, di fronte a una problematica che ci viene riportata dall'apicoltore, facciamo una sorta di disamina, ok? Cosa è successo? Perché potrebbe essere anche un problema di tecnica apistica, ok? Come appunto ha citato prima anche Francesco, abbiamo apicoltori che lavorano bene e apicoltori che non lavorano bene, apicoltori che sbagliano le epoche in cui fare i trattamenti, sbagliano i prodotti, oppure apicoltori che fanno tutto quanto alla perfezione, però purtroppo le api entrano in contatto con queste molecole, okay? Per usi impropri. Okay? Il problema grosso è che si fa fatica a rilevare spesso. Ovviamente un'azienda come Francesco, un'azienda comunque che deve fare reddito per il sostentamento dell'azienda stessa, ovviamente ha una sensibilità e un'attenzione alla perdita di performance degli alveari più elevata rispetto all'hobbista, ok? E spesso a volte alcune avvelenamenti passano in sottofondo e non ci si rende neanche conto. In alcuni casi alcuni apicoltori si rendono conto ma dicono vabbè, è la mia attività secondaria oppure un hobby, pazienza. Altre volte riusciamo finalmente a capire la natura del problema, perché molto probabilmente se ci sono delle api morte, come abbiamo visto nelle foto di prima, con l'Oligola estrofressa, o api tremanti, ok? Siamo molto probabilmente di fronte ad un problema di avvelenamento, ma è indispensabile dare un nome e un cognome ai singoli problemi, ok? Questo è imprescindibile se vogliamo avere una correttezza e una verità in mano per capire il problema. Quindi quegli apicoltori che fanno appunto il campionamento e grazie ai servizi veterinari riescono ad avere, anche se parziale, effettivamente anche il tema del numero di molecole che prima ha citato Francesco è un qualcosa che speriamo presto anche lo zooprofilattico possa ampliare come numero di molecole ricercate, ok? Però di certo dal non avere nulla, avere il sospetto ad avere un referto, come prima vi ho fatto vedere, con delle quantificazioni e dei nomi e cognomi di molecole, di certo ci dà delle indicazioni se siamo più vicini ad un errore di terzi o ad un errore nostro. Abbiamo identificato anche casi di falsi, insomma, una apicoltura che ha fatto morire di fame le famiglie, dopo no, sono gli avvelenamenti, in un periodo in cui non c'erano trattamenti, ok? Capisci? Quindi
va tutto contestualizzato. Ovviamente fermo restando quello che abbiamo sentito questa sera, perché non stiamo parlando di acqua, ok? Stiamo parlando di sostanze che sono necessarie a delle attività produttive con la loro sostenibilità agricola, ma che devono comunque essere contestualizzate in un contesto di sostenibilità generale, dentro la quale ci siamo noi come cittadini, noi come apicoltori e anche gli agricoltori. Quindi spero di aver risposto, ecco. Altre? Quali sono le molecole più letali nell'immediato per le api? Forse Maria. Maria, te la senti? Se ci sono alcune molecole che sono proprio più... Vabbè, alcuni insetticidi bastano pochissima quantità, ok? Dopo effettivamente c'è l'effetto cumulato che ad oggi è ancora in completo sconosciuto al mondo della scienza, e quello sicuramente sarà la nuova frontiera, ecco, della ricerca. La letalità viene basata su questo indice che si chiama LD50, cioè la quantità minima di sostanza che fa morire almeno il 50% del campione, cioè delle api che vengono trattate. È un indicatore che non tiene conto solo della letalità del prodotto e non degli effetti, come ne parlavamo prima, subletali. Okay. In tutto questo quadro, io non l'ho spiegato perché non c'era tempo, c'è la questione del cocktail dei pesticidi. Quindi il problema è che diverse molecole noi ad oggi non sappiamo come interagiscono, e questa interazione può essere di tipo, viene definito additivo, cioè due molecole che interagiscono fanno sì che l'effetto combinato sia superiore alla somma degli effetti. E quindi capite bene che il quadro è terrificante, cioè non possiamo tante volte basarci su indicatori di letalità, quindi più o meno letale basato su LD50, se poi all'interno dei matricidi alveari troviamo 13 principi attivi, ma ne bastano 2, ne bastano 3. Capisce? Sì, Bene, grazie a tutti. Grazie. Ecco, un saluto da parte di tutto il direttivo.